Buongiorno e ben ritrovati, rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria anche oggi. Vi terremo compagnia come sempre fino alle 14:30 e come sempre sono tanti i temi sul piatto da affrontare, l'attualità politica, l'attualità internazionale, ma poi anche la cronaca. Torneremo a parlare del giallo di Castelfranco con gli ultimi aggiornamenti, il Covid con i 2 Vax Day oggi in programma a Mogliano Veneto e Paderno del Grappa nella Marche per dare un'ulteriore accelerazione alla campagna di vaccinazione che vede negli ultimi dati il superamento del 60% dei veneti immunizzati con la seconda dose, quindi un nuovo traguardo che è stato raggiunto, ma manca ancora una lunga strada verso quella che deve essere l'immunità di gregge, quindi un'accelerazione che arriva anche con questi Vax Day previsti oggi a Mogliano e Paderno del Grappa. Nel frattempo i contagi che aumentano, il cluster, il maxi focolaio dai Balcani che continua a salire, che preoccupa, la polemica Green Pass immensa dopo che ieri gli operai di Electrolux hanno occupato la mensa e per tutta risposta l'azienda ha chiuso la mensa, ma poi anche l'arrivo ormai imminente della scuola e ancora i presidi nel caos, e poi ovviamente la questione internazionale con l'Afghanistan, con l'arrivo dei primi profughi in Veneto ormai fra qualche giorno, del 30 di agosto e tante altre notizie, tra le quali una di cronaca riguarda una tragedia che è avvenuta in Toscana, Rosignano, siamo in provincia di Livorno, e che colpisce duramente la comunità vicentina perché è morto il sindaco di Rozzo in provincia di Vicenza, Aldo Pellizzari. È morto ieri mentre era in vacanza al mare in Toscana, è morto annegato. Purtroppo, secondo le prime ricostruzioni, il 52enne sarebbe stato colto da un malore mentre stava facendo un bagno. Il primo cittadino del comune dell'Altopiano di Asiago era in vacanza con la famiglia. A soccorrere i Pellizzari sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto in difficoltà, avvertendo poi i soccorsi dell'assistenza di Rosignano con un medico. Vani però i tentativi di rianimare il 52enne. Era un imprenditore nel settore dei metalli, Pellizzari, e il suo mandato scadeva ad ottobre. La comunità della zona ovviamente si è stretta attorno alla famiglia, tanti messaggi di cordoglio da parte della Lega, a partire dal senatore Matteo Salvini, leader della Lega, che ha scritto una nota: un pensiero commosso per il sindaco di Rozzo, Aldo Pellizzari, che è improvvisamente scomparso, merita un immenso grazie, ha scritto Salvini, per tutto quello che ha fatto per la sua comunità. Le mie preghiere e il mio pensiero affettuoso vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Questa sera vi racconteremo di questo dramma e anche ovviamente del cordoglio della comunità nell'Altopiano di Asiago per la scomparsa tragica del sindaco Aldo Pellizzari. Saluto e ringrazio il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico. Buongiorno, torna a trovarci. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, con il primo argomento che affronteremo con lei sarà l'Afghanistan, ovviamente l'attualità internazionale e tutto l'impatto che porterà poi in Veneto. Allora, le chiedo di guardare insieme queste immagini e queste parole. Sono le immagini dell'Italia che lascia ufficialmente l'Afghanistan dopo 20 anni, lascia Kabul dopo 20 anni, gli ultimi profughi arrivati a Fiumicino, ma anche il contingente, la macchina operativa dell'operazione Aquila Omnia che lascia l'Afghanistan, con le parole del generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, il comandante del comando operativo vertice interforze, e anche le parole del ministro Di Maio. Allora guardiamo insieme e poi partiamo da qui. Abbiamo evacuato e portato in soli 14 giorni, in condizioni difficili, 4.890 cittadini afghani, tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo e nel pomeriggio è partito anche l'ultimo C-130 con a bordo i militari italiani che sono stati impegnati in questa operazione, la Joint Evacuation Task Force. Con oggi termina l'impegno ventennale delle forze armate italiane in Afghanistan, e il mio pensiero va ai 54 caduti, alle loro famiglie, ai 723 feriti e alle vittime degli atti terroristici.
Stamattina è arrivato poco fa l'ultimo volo dall'Afghanistan con afghani a bordo, con cittadini afghani che l'Italia ha evacuato dall'Afghanistan, dall'aeroporto di Kabul, insieme ai carabinieri del Tuscania, che voglio ringraziare perché senza di loro non avremmo potuto garantire la presenza del nostro console che era a bordo, che è appena atterrato, Tommaso Claudi, e dell'ambasciatore Pontecorvo, rappresentante civile della NATO in Afghanistan. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni all'evacuazione di quasi 5.000 afghani. Siamo il primo paese dell'Unione Europea per cittadini afghani evacuati e per questo voglio ringraziare anche la nostra intelligence e tutte le donne e gli uomini del Ministero della Difesa per il grande servizio che hanno prestato al paese in questi giorni. Finisce una prima fase, la fase 1, ma è inutile nasconderci che adesso inizia la fase più difficile. Ci sono tanti cittadini afghani che aspettano ancora di essere evacuati e non possiamo più farlo con i ponti aerei che abbiamo visto in questi giorni, ma siamo pronti con le Nazioni Unite e con i paesi limitrofi dell'Afghanistan a lavorare per garantire a queste persone che hanno collaborato con noi in questi 20 anni di poter avere la stessa ambizione, la stessa possibilità che hanno avuto i 5.000 cittadini afghani che abbiamo evacuato in questi giorni. Allora, senatore Ferrazzi, si chiude questo capitolo ventennale, si chiude nel modo in cui si credeva non si potesse chiudere, almeno qualche anno fa, forse prima che, qualche mese fa, prima che le cose precipitassero così velocemente. Quelle immagini e quelle parole poi del generale Portolano cosa le suscitano? Ma diciamo che non è finita come doveva finire, su questo mi pare che ci sia poco dubbio, poco margine di ragionamento da parte di alcuno. Lo stesso Biden aveva assicurato che non sarebbero mai avvenute situazioni di fuga degli Stati Uniti o degli statunitensi simili a Saigon o dall'ambasciata americana di Teheran di qualche tempo fa. E invece purtroppo abbiamo assistito esattamente a una situazione simile e anche per alcuni versi più drammatica. Certamente l'obiettivo della missione era quella di colpire l'islamismo, diciamo, quello armato, quello estremista, quello che aveva compiuto la strage dell'11 settembre del 2001 a New York. Questa fase dell'operazione è andata a buon fine con l'operazione appunto di uccisione di Osama Bin Laden e di destrutturazione della rete dell'ISIS e di Al-Qaeda prima e poi anche dell'ISIS successivamente e dello stesso governo talebano. Però vede, ora il problema che si pone è tutto lì, perché l'Afghanistan ha dimostrato ancora una volta di essere la tomba degli imperi e la geopolitica che si giocherà in quell'ambito territoriale avrà ancora delle ricadute a livello internazionale, sono ricadute che sono ancora piene di punti di domanda. Adesso il grande interrogativo è come porsi nei confronti di questo regime. Peraltro l'attentato di Kabul rivendicato dall'ISIS che è in lotta con i talebani, quindi è una guerra all'interno della guerra. Biden, peraltro, gli USA hanno annunciato di aver ucciso con un drone la mente dell'attentato di Kabul, quindi c'è stata subito la rappresaglia. Come porsi, come la comunità internazionale si deve porre nei confronti comunque di questo governo? Trattare con queste persone? Impossibile? Cosa fare? Ma guardi, se c'era un elemento che distingueva radicalmente la posizione di Biden quando era vicepresidente di Obama, dello stesso Obama, era proprio l'atteggiamento dell'Oriente, in particolare dell'Occidente e in particolare degli Stati Uniti nei confronti dell'Afghanistan. Biden non aveva mai nascosto le proprie grandi perplessità, già da anni diceva che la missione aveva esaurito il proprio compito, ricordando peraltro che la missione doveva ritirarsi già nel 2014, poi fu rinviata e via dicendo. Vede, l'Afghanistan è uno spazio vuoto riempito da una serie di tribù, questa è la verità, e lo stesso Islam
è stato molto strumentalizzato con riti tribali diversificati da luogo a luogo di quella grande macroregione. L'Afghanistan dal punto di vista politico di fatto non è esistito, oppure è esistito nei momenti in cui veniva attaccato da potenze straniere, fossero esse l'Inghilterra, fossero la Russia, l'impero sovietico, fossero gli Stati Uniti o altri paesi confinanti. Lì in quel caso a volte è riuscito a far massa comune, ma nel momento in cui è chiamato a unire le tribù in un'unica direzione con un governo nazionale non ci è mai riuscito. Io penso, spero, credo, siccome è assolutamente necessaria invece una forma di governo stabile e che tuteli i diritti umani, a partire da quelle delle donne in quella regione, io spero che ci sia la possibilità di assecondare un progetto confederale, che cioè tenga insieme le differenze sul modello diciamo svizzero dal punto di vista istituzionale. Questa è stata la proposta che alcuni anche dei gruppi afghani hanno fatto. Immagino invece che un sistema centralizzato che gioco forza sarà in mano ai talebani comporterà necessariamente ulteriori conflitti e ulteriori guerre. Dopodiché, vede, noi non dobbiamo mai dimenticare una cosa determinante. In Afghanistan si produce l'85% dell'oppio a livello mondiale, l'85% con fatturato di miliardi di dollari all'anno, che oggi è nelle mani dei talebani, che sono, come ha scritto benissimo Saviano sul Corriere della Sera, dei grandi narcotrafficanti. E allora i problemi che si concentreranno in quella regione saranno di carattere locale, ma saranno anche di carattere macro regionale e anche di carattere internazionale. Adesso poi il quadro si sposta in Italia per questa emergenza, per la necessità di dare ovviamente una sistemazione ai profughi in arrivo. Come sappiamo in Veneto, così entriamo più nel dettaglio del nostro territorio, sono previsti 87 profughi in questa prima fase. I prefetti hanno fatto una riunione questa settimana, ne faranno altre successivamente, di fatto arrivando a accertare che in Veneto più di 100 posti non ci sono, e hanno lanciato davvero un appello ai sindaci, anche ai militari, per poter organizzare in palazzine dismesse, in alloggi dismessi questa accoglienza. Rispetto all'arrivo di profughi in passato forse qualcosa di diverso è cambiato anche come atteggiamento da tutte le parti politiche, abbastanza trasversale. Come la vede? Ma vede, è interesse dell'Occidente e dunque anche degli italiani far capire ai paesi amici e agli stranieri amici che ci hanno sostenuto anche nelle battaglie in Medio Oriente che noi non li usiamo per buttarli poi a mare, ma quando chiediamo un sostegno nel nome della democrazia e dei diritti poi siamo anche disponibili a soccorrerli nel momento della difficoltà. Perché vede, il fuggi che c'è stato del cosiddetto esercito afghano non appena le forze della NATO e degli Stati Uniti hanno deciso di uscire dal paese, e testimonia esattamente questo, no? Che in parte nessuno si fidava né delle tribù interne ma anche neppure del rapporto internazionale. Ora è già successo per esempio in alcune nazioni che hanno combattuto, alcuni popoli che hanno combattuto anche fino a pochi anni fa altre forme faziose di islamismo nel Medio Oriente, di essere stati abbandonati, no? E di essere stati abbandonati dagli americani, in particolare da Trump, ma dall'Occidente intero. Allora noi possiamo permetterci tutto ciò, cioè perderemo qualsiasi credibilità sul piano internazionale di qualsiasi azione che faremo nel futuro. E allora tutti i collaboratori, coloro che hanno dato una mano alla coalizione occidentale che ha cercato di combattere l'islamismo armato terroristico in quel paese, devono avere soccorso. È una logica, vede, quella che le sto proponendo, non solo di umana solidarietà, che a parer mio è basilare, ma di intelligenza politica per gli interessi nazionali dell'Occidente. Quindi insomma non è solo questione morale ma anche di realpolitik, insomma bisogna anche considerare questo aspetto importante, la credibilità del paese. Torniamo... Sì, per non parlare dei diritti. Certo. Perché voglio dire, non è che i talebani sono diventati degli angioletti dall'oggi al domani.
Bisogna per esempio trovare tutti i modi per sostenere la nazione afghana. In questi 20 anni di assenza dei talebani, l'Afghanistan è stata uno degli stati mondiali con la più alta crescita di natalità. Sono raddoppiati. Sa qual è l'età media degli afghani? 18 anni. Tutti costoro hanno vissuto in uno stato che non è stato uno stato totalitario, talebano o islamista. No, è stato viceversa uno stato molto combattuto, ma ancora hanno fatto esperienze anche di forme di partecipazione. Alcuni sono anche gli stessi talebani hanno vissuto all'estero, molti di questi. Certo, quasi sempre in paesi islamici, ma anche con delle forme addirittura di democrazia. Allora dobbiamo proteggere i diritti dei deboli, dei fragili, soprattutto delle donne, costringendo il governo talebano in questa direzione e contemporaneamente accompagnare un percorso di difesa di quei diritti che certamente non compri al mercato e non imponi con la forza, ma poi attraverso una politica internazionale capace agevolarne la realizzazione. Venendo all'altro fronte, il fronte che è più vicino a noi, anche se quello degli afghani è vicino a noi perché abbiamo visto quelle immagini terribili e poi ci sarà da organizzare questa accoglienza. E il fronte del Covid. Il fronte del Covid ci parla di una Italia e di un Veneto che si avvia ormai vicino alla partenza della scuola, con ancora diversi interrogativi, soprattutto per quanto riguarda il nodo del Green Pass. In queste settimane, ad esempio, anche il Green Pass in azienda, nelle mense, ha creato problemi. Ieri c'è stato questo caso, l'Electrolux, degli operai che hanno occupato la mensa dell'Electrolux. E insomma, c'è ancora una forte resistenza. I presidi sono preoccupati per capire come gestire anche a livello di privacy il fronte del personale che non si è vaccinato, stante il fatto che almeno in Veneto la vaccinazione del personale scolastico è molto alta. Sono due nodi importanti e da più parti abbiamo sentito dire dai sindacati, dalle aziende, il governo prenda una decisione sulle aziende, si faccia sentire. Cosa si può fare? Ma guardi, secondo lei, noi possiamo tornare in un terzo lockdown? Ma spero proprio di no. Cioè, chiediamocelo, valutiamolo. Ieri parlavo con mio figlio della situazione anche psicologica di molti suoi amici e molte sue amiche. Cioè, il lockdown è stato devastante il primo, ma è stato ancora più devastante il secondo. Perché vede, non c'è solamente la crisi economica, che è una questione molto seria da affrontare, imprese da aiutare, perdite di posti di lavoro, consulenti restati a piedi e via dicendo, ma c'è anche una diffusione, un diffuso disagio sociale e psicologico, del quale io spero che il nostro paese, sul quale spero il nostro paese inizi a ragionare seriamente, perché il grado di fatica, l'aumento della depressione, l'aumento delle separazioni di cui ci parlano gli psicologi, i terapeuti e i consulenti familiari, l'ansia rispetto al futuro, la confusione e l'ansia, l'angoscia rispetto al futuro. Questo è un patrimonio sociale, cioè la coesione sociale si fonda su questo. Quando mancano, quando saltano, quando c'è la paura nei confronti del futuro, è un problema serissimo. Allora noi dobbiamo spiegare a tutti che non ci sono strade da inventare, dobbiamo vaccinarci e fine della partita, perché nel momento in cui avremo un numero crescente e consistente di persone vaccinate, il problema sparirà. E vorrei dire di più, nel momento in cui noi non ci vacciniamo, agevoliamo la possibilità del virus di avere una variante che magari può rendere inefficace il vaccino di chi si è già vaccinato, ricominciando da zero. Se invece stirpiamo alla radice il vaccino, questo problema non c'è, non si pone. È una questione semplicissima. Non è difficile da spiegare, no? È una questione semplicissima. E quindi bisogna andare avanti con grandissima determinazione in questa direzione. Sulla scuola lei sa benissimo che io da tempo sono totalmente contrario alla prosecuzione dell'insegnamento a distanza.
L'insegnamento a distanza è stato un insegnamento che gioco forte è stato utilizzato in una situazione di pandemia e di emergenza. Ora si deve tornare assolutamente alla normalità, perché l'insegnamento a distanza non è scuola è relazione, scuola è scolè, dal greco scolè è tempo libero, è capacità di mettersi in gioco, di stare insieme, di costruire relazioni, di vedersi negli occhi, di toccarsi, di giocare, di baruffare, cioè questa è la scuola, no? È il rapporto anche degli affetti. Lei ha presente quali sono state invece le devastazioni, soprattutto per i ragazzini più giovani, dell'assenza di queste relazioni? Innumerevoli, e soprattutto nei confronti, nella presenza delle famiglie più fragili, che magari hanno anche meno spazi fisici, hanno anche meno possibilità di relazionare e di essere sostenuti. Allora, lei sa, io ho fatto anche un'interrogazione parlamentare sostenuta da 20 senatori del Partito Democratico, tra cui anche l'ex ministro dell'istruzione e della ricerca, la Valeria Fedeli, in cui abbiamo spinto il ministro a togliere qualsiasi possibilità di chiudere le scuole e di lasciarli invece in presenza. Il ministro è assolutamente d'accordo, io stesso ne ho parlato più volte, ma lo stesso Draghi ha assunto questa linea, ed è una linea assolutamente da portare avanti. Come gestire allora quel personale scolastico irriducibile che non si vaccinerà? Perché poi torna in ballo sempre la questione, se ne è parlato anche in questa settimana o nella scorsa settimana, il CTS che faceva presente a un certo punto, se la situazione non sarà ottimale, bisognerà anche pensare a un obbligo vaccinale, ma con tutte le conseguenze del caso. Se ne è parlato, se ne è discusso? Sì, se ne sta discutendo a livello di governo. Certamente quello che noi non possiamo permettere è che pochi non vaccinati, perché sono pochi non vaccinati nel mondo della scuola, possono compromettere il funzionamento di tutta la scuola e anche la salute di tutti coloro che prima ci erano vaccinati. Cioè non è che chi non si vaccina può sperare di non ammalarsi scaricando solo a chi si avvicina vaccina questa questione, no? E poi non assumersi un pezzettino di responsabilità per sé innanzitutto, ma allora diciamo anche nei confronti degli altri. E quindi io credo, poi il governo su questo valuterà, stiamo valutando a Roma, che devono essere prese delle decisioni anche molto forti. Non lo so se può essere il vaccino obbligatorio, ma l'allontanamento dall'insegnamento, cose di questo tipo, o lo si mette a fare altri tipi di lavoro per un tot di tempo, non lo so, valuterà i ministeri, valuterà l'esecutivo, ma mi sembra di dire che la salute dei nostri ragazzini e dei nostri figli abbia un po' di importanza in questo paese, no? Lo debba avere, ecco, questo direi come linea di fondo. L'ultima domanda dal suo punto di osservazione, che è veneto ma anche romano, quindi ha più punti di vista. Come la vede? È ottimista su questi prossimi mesi, sull'inizio della scuola, la ripresa delle aziende che è già iniziata? Ma guardi, l'economia è lì che freme, cioè, tutti gli indicatori anche del nostro paese, soprattutto del nostro paese, stanno dicendo che tutte le imprese sono lì con le richieste di nuovi commesse, il fatturato che cresce, il PIL che può riprendere a lavorare, il PNR, i fondi che siamo riusciti a farci portare dall'Europa, che sono una leva straordinaria di investimento, di crescita e via dicendo. È per questo che dobbiamo mettere in condizione di sicurezza sanitaria il nostro paese, perché nel momento in cui riusciremo a fare questo, e magari riusciremo a farlo prima degli altri, riusciremo a sviluppare un vantaggio competitivo straordinario che porterà ricchezza, che porterà lavoro, che porterà benessere, che porterà finalmente quel Green Deal, quell'economia verde che è quello che fa profitto, che crea nuovo lavoro, che fa qualità della vita. Io la vedo bene, ma ci deve essere l'impegno da parte di tutti in un'unica direzione, la direzione che sta opportunamente indicando Mattarella e il Presidente Draghi. Vedremo cosa accadrà, sono i giorni davvero cruciali questi, le prossime settimane sono davvero cruciali. Grazie, buon lavoro al senatore Andrea Ferrazzi. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie. Torneremo fra poco a parlare di scuola e Green Pass, ci collegheremo a Milano con la nostra Luisa Bertini per parlare proprio con una preside. Prima però dovremmo avere in collegamento, non so, chiedo alla regia, Italo Morao, eccolo qua, lo vedo, un evento importante ormai alle porte. Buongiorno Jacopo Chessa, direttore dei Veneto Film Commission, buongiorno.
Buongiorno. Allora, Ciao, Davide. dicevo, stiamo parlando di Covid e la mostra del cinema, come l'anno scorso, insomma, deve ovviamente sottostare alle regole del Covid, ma si è già rodata lo scorso anno, è stato il primo grande evento del settore coraggiosamente a partire con il Covid e quindi insomma è rodato. Ci sono ovviamente tante novità e ritorno anche delle stelle, eccetera. Allora, Veneto Film Commission, protagonista anche alla mostra del cinema. Intanto, che mostra del cinema sarà? Noi ci vediamo sempre di solito all'inizio della mostra del cinema e poi alla fine per giudicare un po' com'è andata. Allora, che mostra del cinema sarà dal punto di vista proprio dei film? Ma insomma, mi sembra veramente all star quest'anno, c'è un programma con nomi, insomma, come ci ha abituato Barbera negli ultimi anni, devo dire, nomi molto importanti sia in concorso che fuori concorso. Quindi i 21 film del concorso sono veramente tutti di altissimo livello, mi sembra, almeno sulla carta. C'è qualcosa in particolare che le piace dei titoli che ha visto? Ma allora, sicuramente il film di Almodovar, poi mettere Jane Campion, Michel Franco, poi c'è una scelta anche coraggiosa di mettere Michelangelo Frammartino, che è un regista molto autoriale, molto particolare, italiano. Metterlo in concorso non è una cosa scontata. C'è il film di Paul Schrader, che secondo me è il candidato al Leone, perché so che tu me l'avresti chiesto, per cui sì, esatto. se devo scommettere... Ha anticipato, quindi Paul Schrader, il film con Oscar Isaac, se non sbaglio. Sì, con Oscar Isaac. Allora, secondo me Paul Schrader è un candidato accreditato. Adesso Almodovar ha preso una carriera l'anno scorso, non so, mi stupirebbe, però ciò detto, Paul Schrader potrebbe essere, non l'ha mai avuto, con il film di 2 o 3 anni fa sembrava, insomma, era uno dei nomi fortissimi per il Leone. Poi c'è Pablo Larraín, che è ormai abbonato alla mostra, Mario Martone, i film di Mainetti, insomma, secondo me è una line-up veramente molto molto interessante. Spero di riuscire a vedere qualcosa, perché noi abbiamo talmente tanti appuntamenti, poi Sorrentino, dimenticavo, abbiamo talmente tanti appuntamenti come Veneto Film Commission che in sala credo che ci passero poco tempo. adesso ne parliamo. Paul Schrader, il collezionista di carte, avevo un vuoto sul titolo, si chiama Il collezionista di carte. Paul Schrader, per chi non lo conoscesse, insomma, è stato, oltre che essere un regista, uno sceneggiatore straordinario, sceneggiatore di Scorsese spesso, lo sceneggiatore di Taxi Driver per intenderci, ma anche un grande regista, e quindi potrebbe essere, come dice Chessa, davvero uno dei candidati, se non il candidato principale per il Leone d'Oro. Allora, tanti appuntamenti di Veneto Film Commission all'interno della mostra, ci dice quali? Allora sì, noi siamo come ogni anno partner della Regione del Veneto nello spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission, che è all'Excelsior, quindi diciamo lo hub principale del festival dove avvengono tutti gli incontri, e abbiamo una ventina di incontri quest'anno rivolti sia a professionisti sia a pubblico. Diciamo che le cose più, adesso cito qualcuno di più di richiamo rilevante, c'è la presentazione di Non mi lasciare, che è una serie di Rai Fiction con Vittoria Puccini. Interverrà oltre a Vittoria Puccini anche Maria Pia Mirati, che è la direttrice di Rai Fiction. Abbiamo un panel molto molto interessante curato da ITTV, che è un festival di TV che ha luogo a Los Angeles, Dal libro allo schermo, in cui intervengono Andrea Scrosati, la stessa Mirati, Donato Carrisi, scrittore, autore di bestseller, Nis Hartman, direttore di delle produzioni originali Sky Italia, grandissimi nomi della produzione televisiva. Abbiamo presentazioni di nostre attività come l'adozione di un protocollo green. Prima sentivo che il senatore parlava del Green Deal anche nel mondo del cinema, nel mondo della produzione c'è una riconversione green, e il Veneto è una delle prime regioni che adotta questo protocollo, un protocollo sviluppato dal Trentino ma che si sta diffondendo. Noi abbiamo subito colto l'occasione per adottarlo e per presentarlo a Venezia. Ci può dare qualche anticipazione di questo protocollo green? Sì, il protocollo green, allora ci sono tanti protocolli, diciamo così, di sostenibilità della fase di riprese.
il che prevede ovviamente un abbattimento dell'utilizzo di materiali plastici, di scarto, insomma, quindi riduzione dei rifiuti, riduzione degli spostamenti, quindi delle emissioni. E diciamo questi protocolli funzionano soprattutto quando sono legati a dei benefici che possono essere fiscali o di sostegno economico, per cui le produzioni che si impegnano a rispettare i protocolli green, poi vengono ovviamente controllate, hanno un maggiore punteggio e quindi accedono a dei fondi. Così succederà anche in Veneto, perché comunque una produzione muove un centinaio di persone, muove tanti mezzi e quindi evidentemente sporca, inquina. E poi c'è tutto il lato anche di promozione della cultura green, che è un aspetto anche del protocollo green. Altri appuntamenti a Venezia? Allora, altri appuntamenti nostri, allora abbiamo un focus sulle Alpi, abbiamo fatto un partenariato con il Festival delle Sacre, che è il principale festival e soprattutto un mercato di coproduzione, assieme all'Alta Film Commission dell'Arco Alpino. Abbiamo una presentazione di un accordo con l'assessorato al turismo, in cui saranno presenti anche gli assessori CNR del turismo regionale e della cultura Cristiano Corazzari, in cui si prevede una collaborazione che è già partita da qualche mese, che prevede un sostegno al location scouting, cioè la nostra attività di presentazione delle location, dei luoghi e dei territori alle produzioni, da un lato, e il sostegno a un premio che si chiama Leone di Vetro, è un premio a film realizzati in Veneto. La consegna di questo premio avverrà anche durante i giorni del Festival di Venezia. Queste sono, insomma, in buona sostanza. Poi il programma lo trovate sul sito della Film Commission, però insomma sono veramente tantissimi gli appuntamenti che seguiamo, oltre a quelli a cui siamo, diciamo così, invitati. Senta, noi poi quando parliamo, ci vediamo, parliamo anche di produzione, insomma, Veneto Film Commission e la sua attività, ne ha parlato lei. L'ultima volta che ci siamo sentiti, ci siamo visti, parlavamo anche delle problematiche del Covid legate, cioè concretamente alla produzione. Qualcosa è cambiato rispetto a quel periodo? Il nodo Green Pass immagino sia entrato anche nel mondo del cinema, come va? Ma allora, in realtà la produzione, il comparto della produzione è uno dei comparti che meno si è fermato a livello nazionale e internazionale, per due motivi, a parte, diciamo, i primissimi mesi del primo lockdown, diciamo i primi 2 mesi. Per due motivi. Il primo è che è stato capace di darsi delle regole molto molto stringenti, quindi prima ancora del Green Pass, un doppio o triplo, a seconda del tipo di produzione, tampone settimanale, controlli continui, rispetto delle distanze, mascherine sempre sul set, ovviamente gli unici che sono svincolati da questo obbligo sono gli attori. E quindi da un lato c'è questo fortissimo rispetto di regolamenti molto stringenti e dall'altro lato c'è il fatto che nonostante le sale siano chiuse c'è stato un incremento del consumo audiovisivo, quindi non solo quello della TV generalista ma anche di piattaforma, tantissimo come ben sappiamo, per cui le produzioni sono tantissime in Italia e in Europa. Tutti i professionisti del cinema, tutti coloro che lavorano nella produzione sanno che è stato un anno veramente molto intenso e sta continuando a essere così. Quindi dal punto di vista della gestione del Covid è davvero uno dei settori che ne sta uscendo meglio. E forse ha assorbito prima degli altri tutto l'approccio particolare sì, delle restrizioni, insomma, da questo punto di vista. Al di là degli appuntamenti a Venezia, alla Mostra del Cinema, programmi futuri e progetti futuri di Veneto Film Commission? Sì, noi adesso partiamo con una serie di produzioni grosse, ma su questo faremo comunicazione più avanti. Una che abbiamo comunicato recentemente è stato sostenuto dalla Regione, il progetto di Gabriele Salvatores, il ritorno di Casanova, che sarà girato quasi interamente in Veneto, Venezia, ma in realtà poco Venezia, più che altro provincia di Verona, di Treviso. Quindi questo progetto di Salvatores non è un Casanova nel senso classico, è la rilettura di Schnitzler, è una storia di cinema nel cinema, diciamo, perché è la storia di un regista che è Tony Servillo, e infatti tra l'altro verranno girate anche delle parti durante il festival.
E questo insomma è il grosso progetto che ci aspetta alle porte a brevissimo. E poi sì, stanno arrivando tanti altri progetti e non li vogliamo svelare subito, ma adesso no, non li svegliamo subito, però a breve, guarda, io penso che veramente a breve ci sarà la partenza di alcuni set e sarò lieto di tornare se mi invitate assolutamente ancora. Assolutamente sì, vogliamo esserci per quei primi set. Ringrazio Jacopo Chessa, grazie davvero per questa panoramica. Allora ci segniamo per Jacopo Chessa, poi faccio come fanno i maghi. Jacopo Chessa dice che il Leone d'Oro andrà al collezionista di carte, il Paul Schrader, allora poi mostrerò il foglietto nella serata finale. Grazie davvero, grazie e buon lavoro, grazie Jacopo Chessa. Noi andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo a Milano con la nostra Luisa Bertini. Rieccoci in diretta, allora come anticipato prima della pubblicità andiamo subito a Milano da Luisa Bertini e Paola Barbato, che vedo già con un ospite, e parliamo di scuola ormai alle porte, questione Green Pass, ovviamente tutte le difficoltà dei dirigenti. A te Luisa. Sì, buongiorno a te e buongiorno ai nostri telespettatori. Sono a Milano all'interno dell'istituto Majorana Corner, che fa parte di un comprensorio di scuole superiori che è il secondo della provincia in termini numerici, conta all'incirca 4.400 studenti, soltanto qua ci sono 130 docenti, quindi questo è solo per dare la panoramica e la dimensione del movimento che c'è qui, e proprio in tema di Green Pass e di controlli ai docenti siamo qui insieme alla dirigente scolastica Monica Guaraldo, che al momento non ha nessuna direttiva da parte del MIUR. Si parla di una piattaforma web per questi controlli, ma come funzionerà? Beh, ancora noi non lo sappiamo, nel senso che sono in corso dei contatti tra il Ministero e il Garante della Privacy. Sembra abbiano trovato l'accordo per rendere fruibile appunto una piattaforma dalla quale noi estrapoleremo semplicemente i nominativi dei nostri docenti e vedremo semplicemente se sono in possesso del Green Pass o meno. Questo sembra sulla base delle anticipazioni. Verremo informati, credo, prossimamente. Penso sia previsto un incontro col Ministero il 31 agosto nel pomeriggio. Diciamo, questa piattaforma nasce per evitare a voi o comunque all'amministrazione di controllare fisicamente, quindi materialmente, il Green Pass ogni mattina a tutti i docenti, che comporterebbe ore e ore soltanto per questo controllo. Sì, beh, il controllo sarebbe impossibile. Noi abbiamo 130 docenti qui, 30 persone tra personale ATA, insomma collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici. Sarebbe impossibile procedere quotidianamente. Pare ci metteranno a disposizione un assistente amministrativo proprio nella segreteria per seguire queste operazioni. Ecco, questo tipo di gestione che cosa comporterà? Anche perché si parla di sospensioni per i docenti che non presenteranno il Green Pass, e quindi anche in termini di docenti, diciamo, che vanno a sostituirli, come vi state muovendo? Ancora ci sono delle difficoltà a comprendere gli aspetti normativi, perché sicuramente il docente che non è in possesso di Green Pass dopo 5 giorni potrà avere il rapporto di lavoro sospeso, però noi non sappiamo, ancora non è chiaro per quanto tempo potremo nominare il supplente, perché noi non possiamo stipulare contratti nel quale non sia previsto il termine, quindi a tempo dove non esiste un termine di fine contratto, quindi dovremmo capire quali sono gli orientamenti del Ministero anche per la nomina dei supplenti. È chiaro che per i primi 5 giorni avremo comunque delle difficoltà, perché per reperire un supplente bisogna attivare delle procedure di individuazione, quindi insomma credo che almeno all'inizio non riusciremo a coprire immediatamente il posto. Spieghiamo meglio il perché c'è la questione anche dei tamponi entro le 48 ore, quindi... Sì, perché il docente sprovvisto di Green Pass può comunque provvedere a effettuare un tampone e quindi dopo un giorno, dopo 2 giorni esibire il Green Pass, e quindi noi dobbiamo dare questo tempo per
dare la possibilità a chi lo desidera di provvedere in tal senso. E quindi se provvede voi siete in bilico per le sostituzioni, per i supplenti? Sì, no, non possiamo sostituire, credo, a meno che di non stipulare un contratto giornaliero, ma questo lo vedremo e lo capiremo più avanti. E poi l'altro nodo caldo, soprattutto dove gravitano tanti studenti, è il nodo della viabilità. Lei qui lo scorso anno aveva adottato degli ingressi differenziati proprio per andare incontro agli studenti, evitare il sovraffollamento degli autobus, e quest'anno? Allora, lo scorso anno eravamo stati obbligati perché il prefetto ci aveva dato delle indicazioni rispetto alla differenziazione degli ingressi alle 8 e alle 9:30. Per quest'anno siamo in attesa di disposizioni, quindi ancora non sappiamo come si muoveranno le autorità per quanto riguarda i trasporti, quindi credo fra una decina di giorni ci sapranno dire qualcosa. Quindi tra una decina di giorni significa quando inizia la scuola concretamente? Sì, qualche giorno prima. Credo che anche loro stiano facendo delle valutazioni in termini, perché l'occupazione è all'80%, credo che quindi debbano capire se con i mezzi attuali riescono ad erogare il servizio, oppure se è necessario, come l'anno scorso, far fare 2 giri, quindi fare il giro completo agli autobus che quindi arrivavano, tornavano indietro e poi ritornavano qui. Ecco il perché dalle 8 e 9:30. Quindi siamo in attesa comunque di indicazioni. Quindi voi anche quest'anno vi trovate a decidere all'ultimo minuto, in sostanza, anche sugli ingressi, e quindi quando saranno impiegati gli insegnanti, quando avranno determinate materie piuttosto che altre? Sì, questo non siamo ancora in grado di definirlo. Faremo un orario provvisorio e poi lo adatteremo. L'anno scorso ne abbiamo fatti 11 di orari, quindi spero quest'anno di farne qualcuno in meno. E poi lei prima mi faceva cenno alla questione mense. Il personale scolastico deve essere dotato di Green Pass, però all'interno della scuola gravitano anche altre figure, quindi pensiamo proprio alle persone che erogano il servizio mensa nei comprensivi, pensiamo agli operatori sanitari che assistono i disabili. Questi non hanno un rapporto di lavoro con l'istituzione scolastica, sono individuati da altri enti, quindi dobbiamo capire come regolarci per loro con il Green Pass. E questo, il tutto, secondo lei è un po' un modo per aggirare l'obbligatorietà del vaccino? Sarebbe stato meglio? Ma allora, ANP in particolare ha sempre un po' supportato la vaccinazione, quindi l'idea che la scuola debba restare aperta, e se questo ci può aiutare in questo senso sicuramente ben venga. Chiaro che l'obbligatorietà forse avrebbe semplificato le cose, però io credo che sia anche giusto dare la possibilità di scelta alle persone. Noi ci troviamo a gestire come condizione di lavoro questo. Nicola, se non ci sono altre domande studio, io lascerei andare la docente, la preside dell'istituto Monica Guaraldo. La situazione ha ben chiarito la dirigente com'è, quindi è ancora di forte incertezza. Grazie a Luisa Bertini, grazie anche alla tua ospite, grazie anche a Paola Barbato. Questo accade nel mondo della scuola davvero a poche settimane, 2 settimane dall'inizio della scuola. Non so, chiedo alla regia, sempre Italo Morao e il nostro Mattia Pizzaia, se c'è già il prossimo ospite. Non ancora. Allora, visto che siamo in tema di Green Pass e polemiche sul Green Pass, rivediamo il servizio realizzato ieri da Lucio Zanato all'Electrolux. L'abbiamo raccontato, il caso delle mensa occupata all'Electrolux dagli operai. Noi oggi abbiamo deciso unitariamente, quindi RSU Finfiawin, di far entrare tutti i lavoratori, anche quelli che non erano in possesso del Green Pass, nella mensa. La protesta di oggi ha portato alla chiusura immediata della mensa da parte di Sodexo e dell'azienda, e quindi tutti i lavoratori hanno
praticamente non hanno mangiato oggi. Momenti di tensione oggi in mensa all'Electrolux, con 600 lavoratori che alla fine sono rimasti senza pranzo e altri 600 che sanno già non verrà distribuito nel turno serale. Il blocco è avvenuto quando il primo operaio senza Green Pass si è presentato alla distribuzione, che ha subito ordinato di ritirare le pietanze appena preparate, scaldando immediatamente gli animi. A quel punto è stato chiesto l'arrivo in mensa della responsabile del personale dello stabilimento di Susegana, che ha ribadito la posizione dell'azienda nonostante i tentativi di mediazione dei sindacati. All'inizio avevamo detto proviamo a mettere dei tavoli per cui le persone un po' più alti degli altri, in cui le persone stanno in piedi. L'azienda ha risposto di no. Abbiamo chiesto una struttura da mettere all'esterno, ha detto assolutamente no. Addirittura siamo arrivati a proporre noi di fornire la struttura. Anche qua sull'azienda ha posto tutta la resistenza e ha detto di no. E questo sottolineano i lavoratori mostrando queste foto in una mensa dove vengono rigidamente rispettati distanziamenti e barriere. Il tutto mentre quotidianamente si vive una contraddizione lungo le linee di produzione. Che le persone con cui si va a mangiare, e che sembra che adesso non sia più possibile, sono le stesse persone che noi abbiamo in fianco quando lavoriamo 8 ore in fianco a una persona e poi quando siamo in mensa uno può entrare e uno deve stare fuori. Chiara la posizione dei sindacati sulla vaccinazione. Noi non abbiamo un problema col vaccino o col Green Pass, noi abbiamo una posizione molto chiara che i lavoratori dovrebbero vaccinarsi, ma sono scelte dei lavoratori e non possiamo essere noi a discutere. Si profila dunque sempre più un muro contro muro tra aziende e lavoratori scesi in sciopero ad ogni fine turno. La protesta continua anche questa sera, abbiamo avvisato anche i lavoratori del turno di sera e faremo uscire 1:45, uscendo alle 8:15 i lavoratori del turno di sera. Questo è il servizio di ieri di Lucio Zanato. Nel frattempo c'è un lancio di agenzia che a proposito di No Green Pass annuncia una mobilitazione. Per adesso non è chiaro capire quali saranno queste città, ma sono 54 le città in cui il prossimo 1° settembre è annunciato un blocco delle stazioni ferroviarie per manifestare contro l'obbligo del Green Pass che entrerà in vigore in quella data, il 1° settembre, per chi viaggia su treni a lunga percorrenza. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù, allora non partirà nessuno, si legge in una chat Telegram intitolata Basta dittatura, dove fino ad ora sono state organizzate le manifestazioni dei No Green Pass. Per tutti l'incontro tra i manifestanti è previsto alle 14:30 del 1° settembre davanti alle stazioni indicate e poi si legge nell'annuncio alle 15 si resta fino a sera. Poi cercheremo di capire quali sono queste città, si parla di 54 città a livello nazionale, ma quindi c'è un altro momento di tensione in arrivo quel giorno perché preannunciano un blocco delle stazioni. Buongiorno al sindaco di Schio Walter Orsi, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, abbiamo chiamato il sindaco di Schio perché volevamo fare un po' una panoramica sentendo chi è in prima linea come sempre, i sindaci, gli amministratori del territorio e i tanti problemi che devono affrontare. Intanto questa notizia la mette un po' di agitazione, di preoccupazione, insomma c'è tensione ancora con i No Green Pass, c'è questo annuncio di blocco delle stazioni, non è dato sapere ancora quando. L'amministratore di fronte a queste situazioni che fa? Ma guardi, l'amministratore non ha grandi poteri su quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico come su ferro. Io credo che nel momento di ripresa anche di tutta una serie di attività del post ferie, questi tipi di azioni potranno sicuramente portare non solo dei disagi come sono preannunciati, ma anche delle tensioni che possono partire proprio da quella parte di persone che invece vuole riprendere la propria vita normalmente rispettando quelle che sono oggi le indicazioni governative. Senta, parliamo di Covid e di ripresa. Nel suo territorio come ci racconta gli ultimi mesi, insomma, da sindaco? Lei ha vissuto insomma come tutti gli amministratori questo periodo insieme anche con gli altri sindaci di ANCI Veneto. Quali sono le problematiche più pressanti riguardo al Covid ora per la sua amministrazione da amministratore e da sindaco? Cosa è cambiato? Le esigenze quali sono adesso? Beh, è cambiato tutto, soprattutto nella metodologia dell'erogazione dei servizi. Il primo grande obiettivo che ci stiamo dando nell'ambito anche di un coordinamento provinciale sostenuto e coordinato dalla prefettura è la ripresa del mondo della scuola. Si sta lavorando in modo assiduo tra
le amministrazioni comunali che ospitano Cittadelle degli Studi, quindi che ospiteranno migliaia di ragazzi, le amministrazioni, quindi i dirigenti scolastici e l'agenzia, la società che trasporta appunto gli studenti, quindi SVT. È stata fatta una buona esperienza dal passato, la società è pronta a mettere a disposizione 180 mezzi in più rispetto al parco auto di cui è dotata, e rispettando i criteri dell'80% di carico dei mezzi si arriverà comunque a garantire il servizio anche di buona qualità. A livello territoriale poi le amministrazioni sono chiamate a cercare di dare supporto nei momenti di carico e scarico degli studenti proprio sui mezzi pubblici. Questo è il primo grande tema che stiamo per affrontare in questo momento di ripresa. Ho chiesto ieri ad altri amministratori come è cambiato anche, cosa le chiedono i cittadini. I sindaci sono il diretto contatto con i cittadini e con le loro esigenze, e mi dicevano molti rispetto all'anno scorso la rassegnazione in molti casi ha sostituito la paura. Come sono cambiate le esigenze dei suoi cittadini un anno e mezzo dopo questo incubo che ancora non è finito? Ma direi che in modo particolare la gente non riesce più a contenere le emozioni, c'è molta più, quasi una sorta di esasperazione di fronte ai criteri di contenimento e di prevenzione. Non voglio toccare il tema del Green Pass perché è un argomento molto, molto ampio che tocca ormai a 360 gradi lo spettro cittadino, quindi non solo per il commercio, ma penso che a brevissimo sta entrando nelle aziende, quindi nell'erogazione anche dei servizi poi pubblici, e credo che questo sarà il prossimo passaggio che il governo andrà ad adottare. I cittadini chiedono di poter ritornare alle proprie abitudini, chiedono di vivere tranquillamente, hanno bisogno di serenità, e credo che la politica possa fare molto anche dal punto di vista di comunicazione. Non ci sono delle particolari esigenze per quello che può essere un sistema di disagio, perché i servizi comunque siamo riusciti a farli funzionare, il sostegno alla popolazione siamo riusciti a darle anche alle fasce più deboli, e anzi in alcuni casi abbiamo avuto la possibilità anche di incentivarli grazie anche alla solidarietà che si è manifestata tra altri cittadini più abbienti, o anche a donazioni che sono arrivate non solo alle amministrazioni comunali ma anche a enti di supporto. Oggi la gente si può racchiudere in un grande tema, ritorno a quella che oggi noi vorremmo ridefinire normalità. C'è stato un momento o più momenti nel quale come sindaco, e come tanti altri sindaci, si è sentito solo? Diciamo che nel momento dell'esplosione di questa pandemia ci siamo trovati veramente in difficoltà nella rincorsa tra l'emanazione dei decreti ministeriali del Presidente del Consiglio a tarda notte con immediata attivazione, e la rincorsa poi da parte della Regione di ordinanze che andavano a ritoccare, mitigare in parte questi stessi decreti. Noi ci siamo trovati veramente in forte difficoltà nel capire esattamente cosa dovevamo chiedere ai cittadini e che tipo di disposizioni dare, perché riscontravamo che spesso quello che veniva detto nelle conferenze stampa non corrispondeva su quanto invece era scritto nei documenti che poi venivano mandati a noi, con le indicazioni di dover farle rispettare. Lì ti trovi veramente di fronte alla necessità di metterci il buon senso, perché quanto scritto a volte era in controtendenza a quello che veniva proclamato e poi riportato anche dai mezzi di comunicazione. Quindi noi ci siamo trovati a dover applicare delle direttive, mentre invece la cittadinanza pensava che fossero scelte nostre, perché nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa venivano dette altre cose. Dopo comunque la situazione è sempre migliorata. Ecco, qualcosa è migliorato rispetto a quel periodo? Sì, devo dire che forse si parlano di più. Questo equivoco decisioni di chi è che ha preso queste decisioni ha ingenerato anche, spesso l'abbiamo raccontato in questi mesi, c'è stata una vera e propria evoluzione purtroppo del fenomeno di tanti attacchi anche personali agli amministratori locali, anche minacce.
come commenta questo? Lei è mai successo di avere degli attacchi personali anche forti? Abbiamo raccontato di minacce ai primi cittadini, i leoni da tastiera che si sbizzarriscono, insulti, insomma gli amministratori sono entrati un po' nel mirino anche di questi sfoghi a volte comprensibili di frustrazione, ma certo non arrivando ai limiti come abbiamo purtroppo raccontato. Ecco. È un altro tassello della vita dell'amministratore, del sindaco. Sì, devo dire che l'esasperazione di alcuni cittadini a volte ha superato anche i limiti di tollerabilità. L'è mai capitato? Sì, anche direttamente. Io non do molto peso ai social perché purtroppo è diventato, mi permetta il termine, vomitotoio dove tutti sanno tutto di tutto, no? Però anche lì è anche quello un metro di misura. Anche personalmente, di fronte all'indicazione di alcune restrizioni che noi ci siamo trovati a dover applicare, qualche velata minaccia insomma è arrivata. E questo non fa bene perché il sindaco di fatto è il portavoce anche della comunità, è quella che la deve tutelare, è quella che la deve saper indirizzare, però è anche identificato come ormai la parte della catena politica più vicina, quella con la quale ci si può rapportare di più, e quindi sui sindaci si scatenano a volte richieste che non sono neanche nelle potenzialità decisionali, perché noi a volte dobbiamo applicare le leggi e a livello di regolamenti comunali effettivamente cerchiamo di essere vicini, ma la forza sta nella politica, però il cittadino la politica la vede sempre più lontana. Queste minacce, le posso chiedere, sono recenti o del primo periodo? Beh no, si parla del secondo periodo, perché nel primo periodo c'è stata invece una grande unità tra la popolazione, c'è stato un grande sentimento di essere vicini, un grande sentimento di partecipare e combattere verso quello che era un evento che stava esplodendo. Le minacce arrivano dopo, quando si arriva all'esasperazione e quando la gente non tiene più. Poi il tema delle vaccinazioni, diciamo, ha dato voce anche a delle parti più estreme, per cui il dialogo, il dibattito si ferma e io ho ragione, e se tu non sei d'accordo con me, attento perché tu giri per la strada. L'ultima domanda che le faccio, parlando di amministratori, ha sicuramente visto la morte del sindaco di Rozzo, Aldo Pellizzari, insomma il cordoglio di tutta la comunità, ovviamente di Anci Veneto, sono arrivate anche le note di Salvini, un sindaco insomma giovane, un sindaco capace, che dire? Guardi, io Aldo lo conoscevo bene, era un grande amico, parente anche fratello della moglie del mio assessore del primo mandato alla cultura. Ai ragazzi che vengono a scuola qua a Schio è una tragedia, tornava da un periodo di lavoro molto intenso, non si è mai risparmiato tra lavoro e l'attività da sindaco. Queste sono cose che la gente dovrebbe capire. La vedo commosso perché insomma immagino che al di là poi dell'essere colleghi c'è anche sono anche questi rapporti umani tra persone che affrontano insieme un'attività molto importante come quella di sindaco. Grazie davvero al sindaco Walter Orsi anche per questa sua testimonianza e per averci raccontato insomma come si affrontano tante problematiche, il Covid in primo piano ovviamente da sindaci, andando avanti nonostante insomma anche momenti difficili. Grazie e buon lavoro al sindaco Walter Orsi. Grazie a voi anche per il vostro lavoro di informazione. Grazie. Grazie davvero. Allora, ci ricolleghiamo al telefono, torniamo a parlare di Covid, collegandoci al telefono con il nostro Christian Arboit, perché oggi l'abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, è stato il giorno anche di due importanti Vax Day a Mogliano Veneto, organizzato diciamo dalla Union Pro Mogliano con la squadra di calcio locale che ha messo a disposizione la zona dello stadio, lo aveva raccontato, lanciato qualche settimana fa il governatore Luca Zaia, e poi anche a Paderno del Grappa. L'obiettivo è quello di arrivare ovviamente al maggior numero di vaccinazioni e quindi di accelerare su questo fronte. Non so se abbiamo Christian.
Sì, buongiorno. Eccoci, ciao Nicola, Cristian. Buongiorno ciao. a te e ai telespettatori. Sì, è esattamente come hai detto, sono due i fronti aperti sul territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Abbiamo le immagini, lo dico alla regia. Abbiamo le immagini. Fine agosto, il primo a Mogliano, con il Vax Day agli impianti sportivi, che ha coinvolto soprattutto i giovani del territorio, ma non solo, 150 le prenotazioni che erano pervenute fino a ieri sera, ma in realtà si tratta di un evento ad accesso libero e sono molti di più. C'è stata la presenza anche del governatore Zaia, accompagnato dal direttore Benazzi. Zaia che si è soffermato sulla necessità di vaccinare il più alto numero di giovani, anche in vista del rientro a scuola, quello che lui stesso ha definito come D-Day, il 13 settembre. L'obiettivo resta ovviamente quello di garantire la didattica in presenza al 100%. Si va avanti per tutto il giorno a Mogliano Veneto agli impianti sportivi, quindi anche chi ci sta seguendo e deve sciogliere ancora delle riserve sa che appunto fino a questa sera si vaccina. La vaccinazione appunto è aperta, così come è aperta fino alle 19:30 la sede diciamo così volante di Paderno del Grappa, perché l'altro fronte è appunto quello della Pedemontana che è stata definita più volte in queste settimane come no vax. Ovviamente è un aggettivo che lascia il tempo che trova, e in realtà cosa sta succedendo in Pedemontana? Come più volte abbiamo sottolineato, il tasso di vaccinati è il più basso della Marca, per tutta una serie di ragioni anche sociologiche, storiche, che ci sono state spiegate dai sindaci. Di fatto finora a Paderno del Grappa si sono vaccinati 70 soggetti, non sono tantissimi, ma gli stessi vertici dell'ULSS 2 e gli stessi medici presenti ci hanno detto sostanzialmente che è il trend che si aspettavano, anche perché parliamo di un'area non molto popolata, quindi sono numeri comunque significativi. Qual è l'identikit delle persone che si sono presentate? Devo dirti, Nicola, tanti immigrati, tante donne soprattutto immigrate della zona del Maghreb, quindi marocchine, donne marocchine soprattutto, che in questi mesi hanno avuto magari problemi e hanno generalmente problemi a muoversi di casa, che hanno problemi di mobilità, con loro anche i ragazzi. Poi in realtà ho riscontrato, e questa sera lo racconteremo, che ci sono molte persone che si sono vaccinate un po' a malincuore, c'è da dire, quindi convinte ma fino a un certo punto. Un giovane per esempio autista che ho intervistato poco fa mi ha raccontato di essersi vaccinato per il Green Pass, perché comunque lui poi a mezzogiorno, la sera, ha la necessità di fermarsi anche a mangiare, e quindi per motivi molto molto pratici, ma di non essere ancora del tutto convinto. Così come il signor Egidio, che ha una storia da raccontare, perché è stato ricoverato a Montebelluna in condizioni anche gravi la scorsa primavera, 11 giorni di ricovero, ma dice sì, il Covid esiste, ma ho avuto delle perplessità. C'è chi invece si è presentato dicendo semplicemente ho aspettato, ma adesso lo faccio, sono convinto. Quindi diciamo un'umanità variegata, ognuno con le sue motivazioni. A Paderno, lo ripeto, si va avanti fino a questa sera alle 19:30. Altri Vax Day, questo lo ha confermato anche il direttore Benazzi qualche giorno fa, altri Vax Day sul territorio della Pedemontana si terranno probabilmente a stretto giro di posta. Benissimo. Questa è un po' la situazione, questo il doppio fronte della Marca trevigiana. Se hai altre domande sono a disposizione. No, tranquillo, grazie a Cristian per questa panoramica su Mogliano e Paderno. Quindi stasera poi vedremo i due fronti, insomma le due esperienze sia di Mogliano Veneto sia di Paderno del Grappa. Allora adesso il meteo per vedere che tempo farà nelle prossime ore, poi la pubblicità e poi rientreremo in diretta.
Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. Una perturbazione proveniente dal nord Europa porterà una fase instabile e più fresca. Questi ultimi giorni di agosto saranno segnati da una lieve variabilità. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 28 agosto evidenzia ampi spazi di sereno alternati ad annuvolamenti. Al pomeriggio aumenterà la probabilità di piovaschi e rovesci o locali temporali in montagna. Precipitazioni in pianura invece assenti, anche se non sarà da escludere anche qui qualche locale fenomeno. Temperature in calo, minime tra 11 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra i 20 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche acquazzone nelle ore pomeridiane sui rilievi, altrove invece sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime tra 11 e 17 gradi, massime sui 24-25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà buono al mattino, a seguire sarà possibile qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Resta avvolta dal mistero la morte di Serena Fasan, la farmacista 37enne di Castelfranco, trovata senza vita mercoledì sera. Molti gli interrogativi che restano aperti, cui le indagini e l'autopsia dovranno dare risposta. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio volontario. Per ora non ci sono indagati, si tratterebbe di un atto dovuto per permettere gli accertamenti sul caso. Alla morte della giovane è seguita quella dello zio Simone Fasan, 55 anni, che si è tolto la vita gettandosi da un ponte. Due lutti che hanno colpito la famiglia in poche ore, che però pare non siano collegati. Contorni di giallo non nel ravviso, le forze dell'ordine con la prudenza del caso ci dicono che ad oggi non ci sono elementi che possano ricondurre a figure terze la morte di Serena e è verosimile che lo zio abbia avuto uno shock, chiamiamolo così, che poi ha portato al suo decesso. La giovane professionista, mamma di un bimbo di 2 anni, è stata trovata in casa dal compagno Matteo Piva, riversa nel corridoio del suo appartamento di via Ponchini. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero segni riconducibili a circostanze violente né sul corpo né in casa, ma a far luce sulle cause della morte sarà l'autopsia affidata oggi al medico legale Alberto Furlanetto, esito che servirà anche a chiarire la natura dei lievi segni sul collo verosimilmente attribuibili al disperato tentativo di rianimarla. Meno probabile invece la pista dell'aggressione, fa sapere Furlanetto, che lascia aperte tutte le ipotesi, non esclude l'attacco epilettico o altre cause naturali. A chiarirlo sarà la procedura che, secondo quanto si è appreso, si svolgerà nei primi giorni della prossima settimana. Intanto gli eventi hanno gettato la comunità nello sgomento per la perdita di una giovane ben voluta e molto conosciuta, lavorava nella farmacia del centro commerciale. Questa cosa fa male, fa dolore, crea dolore a Castelfranco e ai propri cittadini. Cercheremo di essere vicini alle famiglie per ciò che è nelle nostre possibilità, rispettando innanzitutto in questo momento il dolore che stanno patendo. Siamo tutti addolorati per questa cosa, per lei prima di tutto, per Serena, perché la sua vita sia stroncata così, senza spiegazioni per adesso. Siamo addolorati per il suo compagno Matteo, che io conosco anche lei, ho conosciuto la famiglia per il battesimo appunto del bambino.
Le parole del parroco del Duomo riassumono il sentimento dell'intera comunità sotto shock per una tragedia al momento senza spiegazione, una vita spezzata, quella di Serena, ricordata come solare, abituata al contatto con le persone, clienti della farmacia che passano in queste ore a portare un saluto. Ma il pensiero va a Matteo, il compagno, gestore del pub Ai Dogatti, cui il parroco ha subito voluto testimoniare la sua vicinanza portando parole di conforto. Mi sono sentito con Matteo. Dico che l'ho visto consapevole, responsabile, preoccupato per il bambino, oltre che per aver perso, improvvisamente Serena. Ha detto cercheremo di reagire come possiamo e anche con l'aiuto di persone che ci vogliono bene. Io ho già celebrato ieri sera per lei, che il Signore veda lui, la prenda, la porti con sé, e la vita nostra non finisca per terra ma finisca in cielo. Le parole del parroco del Duomo di Castelfranco, insomma il dramma del giallo di Castelfranco che, come sapete, come abbiamo raccontato, è ancora avvolto nel mistero e, come ha raccontato Luisa Bertini nel servizio, dovrà trovare una soluzione con l'autopsia che si svolgerà nei primi giorni della prossima settimana. Questo per tornare ad aggiornarvi sul giallo di Castelfranco. Torneremo a parlare di cronaca fra poco con il caso di una mamma che è riuscita a far acciuffare un maniaco che si era rivolto alla figlia sui social con delle foto osè, ma ne parleremo tra poco. Torniamo a parlare di scuola. Abbiamo raccontato le difficoltà dei presidi, insomma, di chi sta dirigendo ovviamente le scuole con questa apertura delle lezioni e tanti ancora interrogativi sul Green Pass, ma noi adesso parliamo di scuola parlando di un'altra idea di scuola, ed è un'idea di scuola che sta spopolando, insomma, anche in Veneto da tempo. Nel mondo ormai è una realtà affermata più che in Italia, paradossalmente, visto che chi ha ideato questo sistema, questo metodo è italiano, Maria Montessori. Parliamo del metodo Montessori, del successo che sta avendo e delle tante richieste, e in un caso particolare di una sfida che nasce a Mogliano. Allora lo facciamo con Adriana Darabana, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Adriana Darabana è una mamma e anche ovviamente membro direttivo dell'associazione Montessori di Treviso, una mamma che adesso da poco tempo abita nella zona di Marcon, ma insomma ha vissuto per lungo tempo a Mogliano, e ovviamente il suo progetto, insomma, che nasce anche dalla sua caparbietà, riguarda Mogliano. Allora, intanto Adriana, per chi non conoscesse il metodo Montessori, lo spieghiamo cos'è il metodo Montessori e anche perché sta avendo così tanto successo. Certo, io direi che Maria Montessori avviò una rivoluzione. Lei ha posto motore dell'educazione non più l'adulto ma il bambino, con la sua capacità autoformativa. Una scuola Montessori ha le aule, ha i banchi, ha la maestra e ci sono i bambini. Il centro, il fulcro dell'educazione, diciamo, però il bambino, con la sua capacità di scegliere in funzione al suo interesse del momento, e aiutato anche dalla disposizione della classe, che invece di trovare una cattedra, dei banchi e i classici libri, i classici testi di scuola, si trovano dei piccoli banchi a misura di bambino che possono essere spostati liberamente, dei scaffali dove si trovano dei materiali che si chiamano materiali di sviluppo. Questi materiali seguono gli apprendimenti del bambino con una progressione in base all'età e alla materia. Sono divisi in categorie: il linguaggio, matematica e educazione cosmica, che comprende in modo sinergico tutte le materie scientifiche. L'insegnamento in una scuola Montessori avviene tramite la maestra,
che spiega e presenta i materiali ai bambini, poi i bambini sono liberi di utilizzare il materiale che loro pensano sia interessante e importante per loro in quel momento. Lo usano finché la loro sete di conoscenza è appagata e poi passano a un altro materiale, per quello si chiamano materiali di sviluppo. Quindi è un altro modo, insomma, di concepire l'insegnamento, dove sostanzialmente è il bimbo il fulcro dell'insegnamento, parte tutto da lì. Parte tutto da lì, parte dal bambino e all'attenzione all'individuo. Ogni bambino è libero di seguire la propria indole, il proprio interesse del momento, e così i bambini sono molto più invogliati a studiare e hanno più voglia, diciamo, di fare quello che si sentono più di fare in quel momento. Ecco, I materiali poi sono belli, sono colorati, attirano i bambini, fanno sì che l'apprendimento diventi sempre un piacere. Ecco, questo nuovo modo di concepire la scuola anche in Veneto ha preso piede sempre di più, è così, in varie realtà del nostro territorio, anche nel Trevigiano. Sì, è così. Nel 2016 il MIUR ha fatto una convenzione con l'Opera Nazionale Montessori, permettendo l'apertura di sezioni nella scuola pubblica di sezioni a indirizzo didattico Montessori. Questa convenzione è stata rinnovata nel 2019 e permette l'apertura di queste sezioni nella scuola pubblica, quindi senza oneri da parte dei genitori, e dovendo però aver delle insegnanti formate, devono seguire un corso di formazione di differenziazione didattica che poi abilita l'insegnamento Montessori, diciamo. Quindi la novità degli ultimi anni è che il metodo Montessori entra nella scuola pubblica, dando quindi la possibilità anche a chi non ha la possibilità di reggere i costi di una scuola privata Montessori di poterne usufruire. Esatto, la novità è proprio questa, perché fino al 2016 di sezioni pubbliche Montessori non ce n'erano, adesso c'è la possibilità di aprire queste sezioni. La richiesta può partire da parte dei genitori, da parte della dirigenza scolastica, da parte delle insegnanti stesse. Poi c'è una procedura burocratica che io non mi dilego qua a fare, e poi la sezione viene attivata. A Mogliano, a Mogliano in particolare lei c'ha un progetto su una scuola, sulle scuole verdi, è così? Ci può raccontare? Noi abbiamo a Mogliano la sezione Montessori alla Scuola Verdi, che fa parte del plesso Minerbi. La dirigente scolastica Daniela De Salvatore è stata interessata al nostro progetto, che siamo venuti a presentare insieme all'Associazione Montessori di Treviso, e l'ha trovato interessante e ha avviato questo percorso. Già la prima è stata, l'anno scorso è stata aperta la prima, quest'anno ci sarà una seconda. Noi abbiamo contribuito come associazione prendendo contatti con l'amministrazione comunale, con i dirigenti scolastici, e presentando il nostro progetto, organizzando anche laboratori per i genitori e per i bambini, per poter diffondere un po' di più, diciamo, la conoscenza di questo bel metodo. Abbiamo trovato sempre terreno fertile qui a Mogliano, ci hanno accolti tutti con molto piacere. Abbiamo avuto anche l'aiuto dell'associazione genitori di Mogliano, di cui faccio parte, anche del direttivo, e ci hanno sostenuto anche per contattare l'amministrazione comunale, e con l'aiuto di tutti, col contributo di tutti, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo.
C'è in futuro l'idea di ampliare le sezioni montessoriane nella scuola, in particolare Verdi e Mogliano, ma anche in altre scuole? Ci sono dei punti critici, diciamo. Uno di questi punti critici è la mancanza di insegnanti. Insegnanti formate purtroppo ce ne sono ancora poche. Noi stiamo organizzando come associazione un corso di formazione di differenziazione didattica che dovrebbe partire a gennaio 2022. Per chi fosse interessato ad avere più informazioni, trovano tutto sul sito dell'Associazione Montessori Treviso, ed è aperto a insegnanti e anche a chi vorrebbe specializzarsi nel metodo. E l'altra criticità è la mancanza di fondi. Noi abbiamo organizzato delle raccolte fondi perché per allestire una classe Montessori ci vogliono un po' di più di soldi, diciamo, rispetto a una classe tradizionale. Per fortuna queste spese sono una tantum. Una volta acquistati tutti i materiali per l'intero ciclo di 5 anni, poi tutti i bambini ne usufruiranno. Per questo è stata avviata anche una raccolta fondi sul sito del Ministero dell'Istruzione che si chiama Idearium. È un sito per il crowdfunding, e la dirigenza scolastica dell'Istituto Minerbi ha avviato delle raccolte fondi non solo per la sezione Montessori ma anche per altri progetti dell'istituto, e noi speriamo che chi ha interesse, genitori, anche le aziende del territorio possano contribuire e aiutarci a raggiungere il nostro scopo e offrire ai bambini delle classi preparate e pronte per accoglierli a settembre. Faccio l'avvocato del diavolo, perché magari qualcuno si può chiedere da casa chi frequenta una scuola montessoriana, poi, perché la scuola montessoriana, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, riguarda la scuola d'infanzia e primaria per adesso. Non esistono scuole montessoriane delle medie, della sezione media, è così? Per adesso esistono delle case dei bambini che sono gli asili, le sezioni della primaria che stanno prendendo piede adesso, ed è in corso, è stata conclusa una simulazione, una presentazione, una sperimentazione, diciamo. Sperimentazione, ecco, grazie. Per quanto riguarda le medie, nelle scuole, diciamo, più antiche, nella Lombardia, a Roma, è stata conclusa questa sperimentazione in modo positivo, e l'Opera Nazionale Montessori ha pensato di avviare anche l'apertura di qualche sezione nella scuola pubblica, sempre di sezioni medie, della scuola media. Quindi esiste già un percorso? Esiste già un percorso, e per adesso è presto parlarne, perché appena partita aspettiamo sviluppi ulteriori e vediamo come sta andando. Allora, torno all'obiezione dell'uomo della strada, insomma, che potrebbe fare. Come si trova un bambino alle medie o poi più avanti, dopo aver fatto le scuole montessoriane? Si trova in difficoltà, torna in un sistema tradizionale e quindi si trova in difficoltà, è così? Un bambino che va alla scuola Montessori, noi diciamo che acquista maggiore indipendenza, maggiore fiducia in se stesso. Anche studi che sono stati eseguiti in vari paesi del mondo e anche alla Sapienza di Roma confermano che un bambino Montessori sa anche gestirsi da solo, diciamo, riesce a capire e a cogliere nuove sfide, e riesce a fare bella figura, diciamo, in ogni situazione. E noi puntiamo con l'educazione Montessori a un bambino indipendente, fiducioso e che sappia fare le cose senza l'intervento dell'adulto. E quindi questa è una sfida importante. Questo è uno strumento importante nel caso poi uno ti trovi ad affrontare una scuola di tipo tradizionale. Esatto, in una scuola di tipo tradizionale
Mario Valle, che è uno scienziato che è anche il presidente dell'associazione Scuola Pubblica Montessori, osservando il suo figlio che è andato alla scuola Montessori elementare e poi è andato alle medie tradizionali, ha detto che prima di tutto il bambino si è messo a osservare. L'osservazione in una scuola Montessori è fondamentale perché è la base, diciamo, di quello che si deve fare, perché il bambino deve guardare e apprendere guardando. Un bambino Montessori guarda e prende quello che ritiene adeguato per lui e con fiducia va avanti. Noi abbiamo fiducia che un bambino che va dalle elementari Montessori alle medie tradizionali sappia fare benissimo come un bambino che ha fatto le scuole tradizionali. Bene, bene, grazie. Allora, grazie ad Adriana Dall'Abana. Allora ricordiamo, c'è questa raccolta fondi aperta dove? Il sito si chiama Idearium ed è un sito del Ministero dell'Istruzione e basta cercare il plesso Verdi e ci sono varie opzioni di pagamento. Benissimo, grazie. Allora magari ci riaggiorneremo più avanti per sapere come sta andando, se poi anche ci sarà una sfida delle medie anche qui in Veneto, magari proprio a Mogliano. Grazie davvero Adriana Dall'Abana, grazie per il suo lavoro, grazie davvero. Noi torniamo in pubblicità ancora per qualche minuto, poi in diretta di nuovo. Senza polemizzare, senza far polemiche, secondo me con l'esperienza che ho vissuto posso dire che, e da come si sente anche alla televisione, si muore da Covid, non si muore da vaccino. Le parole di chi ha vissuto il Covid sulla propria pelle, 15 giorni di rianimazione per Tania Paggiaro, 48enne di Campo San Piero, che si è ammalata i primi di agosto. A luglio aveva rimandato di un mese per motivi personali la prima dose di vaccino, ma non aveva fatto i conti con il virus che ha colpito lei e i suoi 3 figli. Il marito, invece, che si era vaccinato a maggio, non è stato contagiato. Per Tania è stata un'escalation, prima la febbre, poi il respiro che mancava, fino al ricovero d'urgenza in terapia intensiva all'ospedale di Cittadella, dove è stata sedata. E non hai la consapevolezza che sia giorno o notte, sera, non riesci a capire, quindi ti fai sempre domande agli infermieri che ore sono, cosa. E posso solo lanciare un messaggio, volevo mandare un appello, ecco, e dire che ringraziare tutti i medici e gli infermieri che lavorano alla rianimazione intensiva a Cittadella, perché lavorano con passione. La storia di Tania dimostra che rimandare la vaccinazione può cambiare la vita, ha detto il dottor Guido De Gregorio, che guida la terapia intensiva di Cittadella. Una volta uscita dall'incubo del Covid e dimessa dall'ospedale, Tania ha voluto raccontare la sua esperienza e lanciare un appello a favore della vaccinazione. L'esperienza che ho avuto mi ha fatto capire che comunque il vaccino è importante, ecco, importante farlo, ecco. Ma poi io non voglio giudicare chi non decide di farlo, chi decide di farlo, ognuno ha la propria coscienza, ecco. Questa è un'importante testimonianza, fra poco sentiremo le parole del governatore Zaia a Mogliano, al Vax Day di Mogliano. Nel frattempo un aggiornamento prima di salutare il nostro ospite. Un aggiornamento che viene dalla Paralimpiadi, perché Bebe Vio, la nostra Bebe Vio, ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile categoria B. A Tokyo la 24enne di Mogliano Veneto ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhu, che aveva già battuto in finale a Rio nel 2016, quindi salgono a 18 le medaglie dell'Italia ai Giochi Paralimpici giapponesi. Complimenti dunque a Bebe Vio, che ha conquistato il suo secondo oro paralimpico dopo Rio 2016. Buongiorno e ben ritrovato a Lele Marcassa, buongiorno. Ciao Nicola. Eccoci, ciao. Allora, riprendiamo con il sorriso. Questa vittoria di Bebe Vio, insomma, ci riporta al sorriso dopo aver parlato di tanti drammi e tante tragedie anche oggi. Allora, Lele Marcassa è qui per ricordarci un appuntamento che c'è questa sera per ricordare una grande figura, quella di Gianni Secco.
storico leader e componente dei Belumat, che ci ha lasciato lo scorso anno, il 27 marzo del 2020. E che, volto ovviamente di Antena 3, storico per tanti anni, e che meritava insomma un ricordo in musica, visto che la musica lo ha accompagnato sempre nelle sue trasmissioni, nel suo racconto delle tradizioni. Allora, Lele Marcassa, raccontaci di questa serata e poi ti chiederò anche un po' della Zanzega, ovviamente. Certo, allora caro Nicola, davvero è un piacere incontrarti, non nei corridoi di Antena 3 ma in questo momento collegato via Skype. Devo dirti che sono sorpreso e contento del fatto che un'associazione abbia deciso in qualche maniera di rendere omaggio a questo grande veneto, a questo intellettuale, etnomusicologo, musicista, musicante, in qualche maniera cabarettista, un uomo che dentro di sé ha raccolto lo spettacolo, la poesia, ma soprattutto la storia della regione del Veneto in tanti anni di ricerca e lavoro. Si è scelto, e non io sono stato invitato perché, Nicola, se ti ricordi bene, anche durante la tua storia da giornalista di questo network, in qualche maniera io ho preso in mano l'eredità di Gianni Secco. Volevo appunto dirti che Gianni Secco, la Zanzega, nasce come continuazione ovviamente di quello che ha piantato Gianni Secco, insomma è un germoglio che nasce da lì. Sì, Gianni Secco per oltre 20 anni ha orchestrato questo tavolo che è diventato poi un mito non solo in Veneto, insieme ricordiamo a Giorgio Fornasier, che è ancora un musicista straordinario, un lirico, un altro grande ricercatore della musicalità folcloristica popolare veneta. La cosa interessante, prima di arrivare all'evento in sé, Nicola, è che Gianni Secco è rimasto come per certi versi ai margini di quello che è l'intelligenza veneta di un tempo. Voglio dire, ha fatto un lavoro pazzesco. Noi siamo abituati a ricercare la nostra storia, soprattutto culturale e linguistica, attraverso personaggi enormi, vicini al premio Nobel, come per esempio Andrea Zanzotto. Tutt'oggi la memoria e la vita della lingua veneta vive attraverso persone come Luciano Cecchinel, che abita ancora in riva a Revine Lago e continua ad operare in maniera impeccabile. E Gianni Secco ha deciso di ricostruire la storia, la tradizione attraverso un lavoro di ricerca, quindi non un lavoro spettacolare fine a se stesso, ma un lungo studio, un lungo percorso di parole, versi e musica, cosa che solo pochi artisti sono riusciti a combinare in qualche maniera in Veneto. Tra gli ultimi citiamo Paolini, Pennacchi, ripeto, Zanzotto su tutti, però e con gli altri ha fatto una bellissima... Sì, ti sentiamo. Voglio dire che non vada persa questa lunga storia, perché il rischio è che senza presenze così importanti in qualche maniera ci dimentichiamo di noi stessi. Allora io a questo punto non devo che rendere onore e omaggio a Terenzio Gambin, molto amico di Gianni Secco, molte volte ospite di quel tavolo che ci ricordiamo che era a Marenda nell'ultima fase e a Marenda con i Belumat ai primi anni, quando io ero ancora alle elementari, alle medie, ma tutte le famiglie si radunavano ad assistere a questo incontro che ci ricordava da dove siamo venuti, no? E come un po' diceva Italo Calvino, bisogna diventare senza mai smettere di essere, cioè queste radici sono importanti per diffondere la nostra storia. E devo dire che la Mosnigo di Moriago ha accolto questa idea in maniera lungimirante e visionaria, anche in un periodo molto complesso per organizzare eventi culturali e musicali, e Terenzio Gambin ha deciso di mettere in piedi proprio a Mosnigo, dove spesso si recava Gianni Secco in visita a Borgo Francia, che vi consiglio di visitare prima o poi, perché è un piccolo quartiere di Mosnigo, che è una frazione di Moriago della Battaglia, in cui sembra quasi che ci sia una fotografia della storia. Sembra quasi che tutto si sia fermato negli anni 50 e questo significa che, come per tutto il Veneto, la storia, chiamiamola
post-romanica e medievale della regione, ha una lunghissima continuità che parte dal 1200 e arriva fino agli anni 50 del Novecento. Uno va a Mosnigo, in Borgo Francia, rivede i propri bisnonni in qualche maniera. Ecco, perché Mosnigo? Perché Gianni Secco si recava spesso in visita in Borgo Francia a Mosnigo e diceva a Terenzio Gambin, che è il capo di questa bellissima piccola associazione di volontari che si chiama CIS, che poi peraltro è anche il nome delle rane che popolano i paludi di Moriago, e poi se vuoi ne parliamo, dicendo che forse era il più bel museo etnografico all'aperto del Veneto. Infatti, passeggiando per quelle piccole vie con queste case di sasso molto antiche, si riesce in qualche maniera a recuperare quello che siamo stati noi veneti, sino a poi all'arrivo dell'industria, del settore del mobile, del prosecco, eccetera, eccetera. Ma perché, secondo me, ha colpito quello che hai detto, perché secondo te messo ai margini dall'intelligenza? In qualche maniera forse Gianni Secco ha voluto stare da parte. Non ha voluto in qualche maniera, come dire, introdursi in un sistema accademico, in un sistema forse più ufficiale, maggiormente istituzionalizzante. Vero è che sotto, in cambusa, nei meandri di questo mondo, e attraverso poi l'utilizzo di questo canale che si chiama Antenna 3, di cui io e te in qualche maniera ne sappiamo qualcosa, ricordiamo che Gianni Secco con Amerenda ai tempi senza digitale terrestre portava a casa 500.000 di ascolti ogni domenica. Certo. Era un appuntamento, prima che io arrivassi ad Antenna 3 era l'appuntamento del pomeriggio da mia nonna quando ero ragazzino, insomma era immancabile. Noi guardavamo questi signorotti che discutevano di mais, di agronomia, discutevano di canzoni, di tradizioni, di antichi mestieri, e in qualche maniera ci ha messo nelle condizioni da bambini di capire chi erano questi veneti faticanti, laboriosi, che poi hanno prodotto quel famoso antico miracolo del nord-est, a cui non credo tantissimo, però in effetti devo dire che ha permesso a questa regione di diventare la locomotiva dell'Italia, e questo lo sappiamo, è riconosciuto. Gianni Secco non ha voluto analizzare l'economia tout court del periodo, degli anni 80-90 sino al 2000. Ha voluto semplicemente restituire una parte di quello che siamo stati, perché, come dicevo prima, è proprio da quel fondamento che noi riusciamo a capire cosa potremo diventare un giorno, e quindi la visione parte da un'analisi concreta e culturale approfondita di quello che siamo stati. Io spero che qualcuno, sicuramente non potrò essere io a prendere in mano le redini di questo impegno pazzesco, a continuare a farci capire che il Veneto non è solo lavoro indefesso, voglia di creare qualcosa. Il Veneto è una regione, e non solo attraverso la Serenissima, che ha una storia molto lunga e molto complicata. Se mi permetti, Nicola, ti faccio un piccolo esempio che riguarda l'area in cui io sono nato e cresciuto. Io sono cresciuto nel Basso Piave, quindi nel Veneto confinante tra i lidi sabbiosi, la laguna di Venezia e le zone di bonifica, che sono per noi quel sistema, quell'ambiente che ci ha permesso di vivere e di creare, per esempio, una città come San Donà di Piave, che è arrivata a quasi 50.000 abitanti, nonostante sia partita da una palude. Ecco, ricordo che quando ci fu la fine della Serenissima Repubblica, che ovviamente io studio e interpreto in maniera totale, perché è una storia che andrebbe diffusa in maniera precisa dal punto di vista storico e anche cinematografico, quando arrivarono i francesi in queste aree molto povere, molto sottomesse alla dominante, in assoluto regime di miseria e di miserabilità anche intellettuale, quando arrivarono i francesi e poi donarono ovviamente questa terra agli austriaci, i sandonatesi bassopiavensi tirarono per qualche attimo un respiro di sollievo, perché finiva questa dipendenza totale dalla Serenissima, che non diede poi quell'agio che loro pensavano e che noi ricordiamo a livello veneziano, per dire che c'è un Veneto che molto spesso non è raccontato pienamente, non ne sono raccontate le fatiche, gli usi, i costumi, ma soprattutto la lingua. Questo, secondo me,
negli anni, non solo attraverso la lingua bellunese, ha fatto Gianni Secco. Ti ricordo che il dialetto di San Donà di Piave, dove sono cresciuto io, è lo stesso di Belluno. Certo. Questo per gli antichi traffici che portavano le zattere, i beni materiali dalle valli cadorine sino appunto alla laguna più bella del mondo, che è quella di Venezia. Quindi secondo me il grande lavoro di Gianni Secco è stato questo, di ricostruire quel Veneto che per certi versi non abbiamo realmente guadagnato e approfondito. E ti devo dire che Terezio Gambin, attraverso questa serata e a una strage di artisti a livello internazionale, porta in campo proprio per ricordare che non siamo finiti, che siamo ancora molto vivi e soprattutto che la memoria di Gianni Secco sia da stimolo a ricostruire la storia di questo Veneto, per certi versi un po' dimenticato. Senti, io starei qua per ore e allora bisogna che organizziamo con te uno spazio su questo. Il tempo però è tiranno. Ti volevo chiedere però una cosa prima che ci salutiamo. Intanto ricordo questa sera 20:45 Piazza Albertini a Mosnigo, e quindi questo concerto ricordo tributo a Gianni Secco, poeta e cantautore Belumat. L'ingresso è libero, quindi c'è la possibilità di assistere davvero a una serata importante, particolare, piacevole e di grande musica, di tradizione. Non posso non lasciarti prima di chiederti cos'è in serbo per la Zanzega, con la Zanzega. E quindi continuiamo con questa tradizione di raccontare il Veneto sconosciuto o meno conosciuto. Esatto, Zanzega ripartirà, abbiamo in mente, io ho cominciato alcuni piccoli, leggeri sopralluoghi, sono stato di recente in Val Visdente, sul Monte Cileto, ho unito il tempo libero alla voglia anche di capire, di intercettare alcune ambientazioni. Ci sposteremo verso ovviamente le terre umide lagunari, saremo in alcuni luoghi che ancora non abbiamo affrontato durante questi anni della Zanzega, come i castelli veneti, dai grandi castelli di Villafranca, di Soave, di Conegliano, di Susegana e di tanti luoghi nel Padovano, nel Vicentino, nel Bellunese, che restituiscono una storia profonda. E ci sarà sempre l'enogastronomia che ci caratterizza, anche perché io non faccio una trasmissione se non c'è un buon piatto e soprattutto un bel gotto di vino da bere in compagnia con gli ascoltatori. E Nicola, devo dire che mai come quest'anno, forse perché abbiamo fatto uno sforzo, ringraziando ovviamente il mio compare Ivo Gallo, il regista Claudio Polotto, tutto lo staff, Stefano, Marco e Pier Giorgio che sono accompagnati, non ho mai visto tanto affetto come negli ultimi mesi. Io credo che la Zanzega in qualche maniera, ecco, forse in questo posso ritornare al discorso di partenza, abbia in qualche maniera ripreso quel messaggio che Gianni Secco ha lanciato ormai 30 anni fa, ovviamente rimodernizzando il linguaggio, cavalcando quella che è la modernità, la contemporaneità di questa regione, che non parla solo dialetto, ma che si vuole rivolgere all'Italia tutta, ma soprattutto il Veneto finalmente vuole riguadagnare il suo posto nel mondo. Bene, grazie allora, grazie a Lele Marcassa, ti ringrazio anche per avermi ricordato il gotto de vin e qualcosa da mangiare, visto che in questo momento sto soffrendo una fame terribile e devo ancora aspettare. Va bene, grazie Lele Marcassa. Stasera 20:45 a Mosnigo il concerto tributo per Gianni Secco. Grazie e buon lavoro. Grazie. Ciao Nicola, grazie a te. Ciao. Allora, adesso sentiamo le parole raccolte da Marta Marangon a Mogliano questa mattina al Vax Day di appunto Mogliano Veneto, la zona dello stadio, con il governatore Zaia, e poi andiamo subito dai nostri ospiti politici. Vediamo Zaia. Ha parlato il presidente Lorenzoni, so che poi si è sentito con il sindaco Bortolato, hanno organizzato questa iniziativa e noi ovviamente con i nostri sanitari, con il nostro personale, i volontari della Croce Rossa abbiamo messo in piedi tutta la macchina, quindi il fare i tamponi, aprire questo Open Day ai ragazzi del calcio mogliano e anche ai loro familiari, quindi è una bella iniziativa che va nell'ottica di incrementare la popolazione vaccinata. In questo momento in Veneto siamo a quasi 79% di veneti vaccinati nella popolazione vaccinabile. Si sta continuando perché c'è un incremento di circa 4-5 mila nuove prenotazioni al giorno e le vaccinazioni in questo momento sono circa 22.000 al giorno. E
stiamo in questo momento anche valutando il tema della terza dose, ne ho parlato anche ieri con il professor Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, attendiamo indicazioni EMA, però l'esperienza israeliana ci insegna che la terza dose, soprattutto negli over 60, dà una riduzione di 4 volte dei sintomi gravi e di 10 volte l'ospedalizzazione. E il dato concreto è l'ospedalizzazione, noi abbiamo un 3% di ospedalizzazione e soprattutto relativa ai non vaccinati, questo è il vero dato. I vaccinati si contagiano e nei casi in cui si contagiano sono sostanzialmente asintomatici. Abbiamo 52 pazienti in terapia intensiva e fondamentalmente il 98% di questi pazienti sono persone non vaccinate e obiettivamente abbiamo anche un calo dell'età media perché abbiamo anche 30enni, 50enni in terapia intensiva. Questi i dati del governatore Zaia al Vax Day di Mogliano, poi questa sera vi racconteremo come è andata, insomma, dedicato soprattutto ai ragazzi, a Paderno poi l'altro Vax Day, ce lo racconterà Christian Arboid. Saluto e ringrazio Fabio Crea, Fratelli d'Italia, buongiorno. Lei. Benissimo, non vedo ancora collegato ma credo che ci raggiunga fra pochissimo Roberto Grigoletto del Partito Democratico, fra poco ci raggiunge. Fra poco ci raggiungerà. Allora, Crea, questi dati insomma di oggi, 2 importanti Vax Day, io volevo tornare con lei, volevo iniziare con una notizia che abbiamo già dato questa mattina, è questo annuncio, non sappiamo ancora quali ricadute avrà sul Veneto, quali città saranno interessate, ma insomma c'è una nuova sfida dei No Green Pass che sono pronti a bloccare le stazioni ferroviarie in 54 città italiane, c'è una chat Telegram chiamata Basta Dittatura e insomma si prevedono tensioni il 1° di settembre quando ci sarà l'obbligo del Green Pass per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza. Allora le chiedo insomma c'è ancora tensione sul Green Pass e si può arrivare insomma a queste tipo di manifestazioni, bloccare i treni, cosa ne dice, cosa pensa? Ma io su queste manifestazioni così dirompenti non sono mai d'accordo. Più che dire o sostenere stop dittatura direi stop confusione, perché mi sembra che al momento più che una dittatura sanitaria o di Green Pass siamo in una situazione di grandissima confusione. Peraltro i gruppi che oggi sono contro il Green Pass o comunque le persone che sono contro il Green Pass, tra cui anche il partito a cui io appartengo, che non è certamente un partito Novax, è un partito che ritiene non sia utile o legittimo l'introduzione surrettizia di uno strumento che è il Green Pass, che dovrebbe essere uno strumento, anzi era nelle intenzioni europee, doveva essere uno strumento per facilitare i movimenti e la comunicazione, le comunicazioni sociali, le comunicazioni internazionali, e invece è diventato uno strumento di limitazione all'attività sociale all'interno del nostro paese. Per cui quando si parla di gruppi no Green Pass non li associerei in una equazione esatta a gruppi Novax. Dall'altra parte ritengo che questa situazione non sia altro che la conseguenza della grandissima confusione che a livello governativo si è creata in considerazione di quella che è stata una quasi unidirezionalità dell'obbligatorietà del Green Pass nel periodo estivo nei confronti dei ristoratori, quando invece con riferimento ad altre situazioni, lo vedremo nella scuola, lo vedremo nei trasporti, ancora non c'è alcuna indicazione assolutamente coerente. Devo dire anche che affermare la necessità del Green Pass su treni, oltre che sugli aerei, sui treni a lunga percorrenza, dove ben sappiamo che c'è una logistica e una dislocazione programmata e che può consentire il distanziamento, appare contraddittorio rispetto alla non obbligatorietà del Green Pass su quelli che sono invece i trasporti locali, che come ben sappiamo sono gestiti in maniera assolutamente sconsiderata dal punto di vista degli accessi e ovviamente dei distanziamenti. Metropolitane
bus e treni saranno quelli che fra qualche giorno saranno intasati e dove veramente ci sarà il pericolo di contagio, proprio perché le misure che il governo avrebbe dovuto adottare si sono limitate al Green Pass in altri luoghi. Allora, vedo che si è collegato anche Roberto Grigoletto, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a lei e agli telespettatori. Allora, chiedo anche a lei, insomma, partiamo da questa notizia che riguarderà, a quanto sembra, 54 città italiane. C'è questo annuncio su un canale Telegram che si chiama Basta Dittatura, che ovviamente viene monitorato anche dalle forze dell'ordine, di una manifestazione che verrà fatta in 54 città italiane il 1° di settembre per bloccare le stazioni ferroviarie. Quindi c'è un passo ulteriore della protesta No Green Pass che sale di livello, perché abbiamo raccontato anche con difficoltà a volte in queste settimane, in questi mesi, le manifestazioni di piazza. Qui si parla di bloccare le stazioni ferroviarie il 1° di settembre, non a caso, perché il 1° settembre è il giorno in cui ci sarà l'obbligo del Green Pass anche per usufruire dei treni a lunga percorrenza. Grigoletto, sta salendo di livello la protesta? Sì, mi sembra che sia un pezzettino che insomma mettono in atto questo tipo di proteste abbastanza inutili, devo dire, e per certi aspetti anche pericolose. Pensiamo agli assembramenti anche qui a Treviso, in città, a Treviso, piuttosto a Castelfranco, a Conegliano, a Vittorio Veneto e in altri posti. Ora io non so, ma l'avvocato Crea mi potrà confermare, si bloccano le stazioni, bloccano i treni, mi sembra si profili anche un reato che è quella di interruzione di pubblico servizio, quindi io credo che non bisogna in questo caso avere mezze misure. Io penso che il dissenso, la contrarietà abbiano avuto modo di esprimersi, potranno ancora sicuramente in una democrazia esprimersi, ma non bloccando le libertà altrui e mettendo soprattutto a repentaglio la salute altrui. Quindi direi proprio di andare abbastanza diretti, nel senso di bloccare questo tipo di iniziative. Poi, se mi consente, sentivo anche l'amico Fabio Crea fare quel passaggio sui Novax che non sarebbero assimilabili ai no Green Pass. Non lo so, probabilmente non saranno tutti sicuramente no vax i no Green Pass, e però penso che siano da quella parte, insomma, in buona parte, quindi sì, credo che sia necessario appunto che ci diciamo un po', non dico chiaramente l'avvocato Crea, ma insomma l'opinione pubblica sappia chiaramente con chi si ha a che fare quando si mettono in atto certe iniziative. Da professore, come sta vivendo questa attesa per l'inizio della scuola, ancora con diverse incertezze, soprattutto in mano ai dirigenti scolastici? Guardi, con molta preoccupazione. Una dirigente scolastico che stimo mi ha detto l'altro giorno che quello che stanno vivendo loro come presidi, insomma, rispetto alle decisioni del governo, dobbiamo essere molto onesti, insomma, e questo ministro, insomma, a differenza del rossetto e dei tacchi, insomma, con la azzolina, e al di là dei titoli ovviamente che può vantare, ma in fatto di decisioni insomma non sembra ne abbia finora prese granché, nel senso che i dirigenti stanno ancora lì aspettando che cosa devono fare per il controllo appunto degli insegnanti vaccinati. Non si capisce gli studenti come debbano rientrare, le distanze di sicurezza, spero non si ritorni alle rime buccali, e tantomeno che vengano riportati dalle cantine in aula i banchi con le rotelle. Certo è che il problema dei trasporti e il problema delle classi che sono densamente abitate continuano a essere un problema, problemi non risolti a pochi giorni, a neanche 15 giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico. Ecco, il ritorno alla DAD è stato, come dire, messo da parte, insomma tutti nel governo dicono sarebbe una sconfitta, nemmeno l'ipotizziamo, però c'è il rischio concreto che si possa invece verificare, secondo lei?
Allora, io sto facendo tutti gli scongiuri possibili perché la DAD purtroppo è una iattura in buona parte. Ecco, certamente ci sono alcuni aspetti, insomma, che non si possono buttare, ci ha consentito in questo anno e mezzo comunque andare avanti, ma non oltre, io dico. Il rischio, lei mi chiede, sì, il rischio secondo me c'è di tra un po' di tempo, con l'autunno o con i primi mesi dell'inverno, insomma, non rientrare di nuovo al 100% e magari scendere in termini appunto percentuali di presenza nelle aule. Questo rischio c'è. Fermo restando che tutti quanti auspicano che ci sia una forte accelerazione, un incremento della campagna vaccinale, che è l'unica possibilità, ripeto, di uscire da questa situazione. Crea, come la vede lei? Ma la vedo che fino a qualche mese fa, quando è stato introdotto il Green Pass, il governo, Draghi e Speranza, ci avevano detto: introduciamo il Green Pass innanzitutto per evitare la didattica a distanza. Adesso spero che quello sia un incubo di Roberto Grigoletto, perché sarebbe veramente un incubo, ma se mai dovesse, dopo l'imposizione del Green Pass, ritornare una situazione che imporrà la didattica a distanza, più che una sconfitta è una disfatta di questo governo, che meriterebbe solamente quantomeno le dimissioni del ministro competente o dei ministri competenti, perché il vero problema non è solamente la gestione da parte del ministro Speranza, il problema è la gestione o la non gestione, come anticipava o accennava solamente per spirito ovviamente di partito Roberto Grigoletto. Il grosso problema è la responsabilità del ministro dei trasporti e del ministro dell'istruzione, perché siamo a qualche giorno dall'ingresso nelle aule degli studenti di alcune regioni italiane. Ancora ciò che si sa è che non si sa nulla, non si sa come dovrà essere gestito l'accesso da parte degli studenti, Green Pass o non Green Pass, da parte del personale scolastico, che dati di ieri o dell'altro ieri del commissario Figliuolo, personale della scuola ha raggiunto il 90% delle vaccinazioni. Questo mi fa pensare e mi fa dire che se mai si dovesse tornare alla didattica a distanza, non sarà per l'invocata strumentalmente da parte di alcuni esponenti del governo o della maggioranza il fatto che personale della scuola non si sia voluto vaccinare, perché siamo al 90%, che è una percentuale assolutamente eccezionale, ma sarà invece da ricercare in altre problematiche, che sono esattamente quelle dei trasporti o, come più volte anche Roberto Grigoletto ha detto, delle classi pollaio. Situazioni che in questi mesi, oltre che nella prima ondata, non sono state in alcun modo affrontate. La domanda è: se torniamo alla didattica a distanza, la grave responsabilità politica di chi è? E ci sarà mai qualcuno che prende le dovute conseguenze di quella, o le naturali conseguenze di quella che sarebbe una disfatta che, a quanto capisco, si annuncia già? Grigoletto. Sì, la riflessione di Fabio Crea è una riflessione che ha effettivamente un fondamento. C'è davvero una questione, concordo con lui, di responsabilità. Chi si prende la responsabilità? Io, per tornare alla richiesta alla domanda di prima, non ritengo che debbano essere i presidi a fungere da sorveglianti, da controllori, insomma, all'ingresso dei loro insegnanti. E dall'altro lato si apre un problema che è un problema importantissimo, e grave anche, e davvero non so in che modo possa essere risolto. Cioè, gli insegnanti che dopo 5 giorni di assenza, perché non vaccinati, non possono entrare a scuola e dovranno essere sostituiti. Ecco, da chi verranno sostituiti? Si sta ancora facendo molta fatica in questi giorni, proprio in queste ore, per nominare i supplenti annuali, figuriamoci poi per trovare dopo 5 giorni i supplenti temporanei. Rischiamo, se non c'è didattica a distanza, un'interruzione della didattica ordinaria, mettiamola anche, speriamo, in presenza. Quindi il rischio del caos c'è. Io dico però che i presidi non possono essere lasciati da soli, e come del resto devo anche dire un'altra cosa: non possono nemmeno essere lasciati da soli gli autisti degli autobus, magari a controllare proprio anche chi ha il Green Pass, o che non salga un ragazzo in più in autobus la mattina per andare a scuola.
questo è davvero impossibile, insomma. Io guardate, sarò politicamente scorretto come spesso mi capita di essere, però devo anche dire che insomma siamo alla fine di agosto e 3 mesi buoni c'erano, insomma io capisco che tutti quanti hanno diritto a fare le vacanze. In un'emergenza come questa sanitaria magari forse le vacanze si potevano anche evitare, anche se abbiamo visto qualcuno al mare anche nel giorno di Ferragosto in piena crisi afghana. Però detto questo, 3 mesi, è possibile che qualche soluzione, qualche proposta, qualche idea non sia venuta. Io penso sia una cosa davvero di cui preoccuparsi. Lei, chiedo una curiosità, conosce qualche insegnante Novax o qualcuno che non l'ha voluto nell'ambito della scuola, insomma, non necessariamente dove sta lei, ma per capire le ragioni anche di un insegnante, state il fatto che, come dice Crea, la vaccinazione del personale scolastico è altissima, più alta dei sanitari Novax in realtà in proporzione, quindi insomma è davvero, ci sono 189 gli irriducibili, se non vado a memoria, in tutto il Veneto, quelli che hanno già detto io non mi vaccinerò in ogni caso. Ma i dubbi che possono venire a un insegnante, come se li spiega? Non me li spiego e per rispondere alla sua domanda non ho la sfortuna di conoscere colleghi Novax, non sono mai capitati, ma probabilmente perché forse non li attiro io, ma insomma non li conosco. Non capisco nemmeno, devo essere sincero, le motivazioni, perché la professione nostra è sicuramente paragonabile a quella dei medici, dei sanitari, insomma, che operano in un ambito, diciamo così, sensibile, vulnerabile, quindi io credo che non ci siano motivazioni per non vaccinarsi. Dopodiché, guardi, io ritengo che nel Veneto, come giustamente lei ricordava, la percentuale è molto bassa. Ho la sensazione, ma questa è la mia idea, la mia congettura, che quando inizierà la scuola con il rischio di restare senza stipendio se non ci si vaccina, quindi se non si va a lavorare, questa percentuale si ridurrà ulteriormente. Non è una maldicenza, però ho una sensazione, ecco. Crea, speculare al discorso Green Pass e scuola è il discorso Green Pass mense in azienda. Anche in questo caso, insomma, si chiede una presa di posizione almeno netta, o da una parte o dall'altra, dal governo. Non è ancora arrivata, lo chiedono le aziende, lo chiedono i sindacati, poi il pallino resta in mezzo e si creano situazioni come quella avvenuta ieri all'Electrolux, con gli operai che erano, diciamo, senza Green Pass, sono entrati, hanno occupato la mensa, supportati dai loro colleghi, e poi l'Electrolux ha chiuso la mensa. Insomma, situazioni di tensione che potrebbero ricapitare. Abbiamo visto la stessa cosa in altre aziende. È un altro tasto dolente quello delle aziende, e lì parliamo di realtà che sono già partite. Ma io continuo a dire, sarò anche ripetitivo, il vero tasto dolente è in chi sta conducendo e chi ha la responsabilità di governo, perché il problema non è come dire, richiedere o imporre il Green Pass all'interno di una messa aziendale. Il problema è ancora prodromico rispetto a questa domanda, perché non vi pare assolutamente irragionevole che lavoratori che lavorano nella stessa azienda, supponiamo in una catena di montaggio, uno accanto all'altro, o anche, per fare altri esempi, sentivo alcune considerazioni da parte di organi di polizia penitenziaria. All'interno delle carceri, faccio un esempio, esiste anche tra il personale di polizia penitenziaria, per il sovraffollamento, una situazione evidentemente di difficile attuazione di quelle che sono le prescrizioni di distanziamento. Allora la domanda è: ma perché il governo ritiene che il virus non circoli e quindi non ci sia la necessità dell'obbligo del Green Pass all'interno di un'azienda tra lavoratori che lavorano per 8 ore a contatto l'uno con l'altro o in altri ambienti di lavoro, l'esempio delle carceri che le ho fatto, e invece nel momento in cui devono andare a mangiare, quindi nelle mense aziendali, si pone il problema del Green Pass? Trovo assolutamente non illogico, trovo davvero quasi sclerotica una distinzione di queste due situazioni. O si ritiene che il Green Pass sia necessario e obbligatorio all'interno dell'azienda e quindi non si pone il problema di averlo
nella catena di montaggio durante le 8 ore lavorative e quindi anche in mensa, o il problema se si pone in mensa, quindi si pone anche in catena di montaggio, oppure se non c'è in catena di montaggio non ci può essere nemmeno nella mensa aziendale. Non ci rendiamo conto che proprio questa incapacità di avere una visione coerente delle cose da parte del governo, di avere la responsabilità di queste materie, sanitaria in particolare, oltre che del Ministro del Lavoro, non ci si rende conto che le situazioni che troviamo dei gruppi Novax, piuttosto che all'interno delle aziende, piuttosto che nelle scuole, è la conseguenza di una incapacità di visione e di strategia da parte del governo, che è assolutamente contraddittoria. Grigoletto, anche qui insomma un nodo importante e c'è questa tensione in atto, e come diceva lei insomma anche in questo caso c'è da capire, prendere una decisione netta, si auspica una presa di posizione, perché altrimenti si creano questi vuoti, queste tensioni, obbligo sì in azienda, che sia obbligo, oppure che non ci sia l'obbligo. Sì, assolutamente sì, ma le contraddizioni è evidente che emergono e si fanno sempre più evidenti in un momento in cui non c'è una chiarezza, soprattutto non c'è a monte una decisione. Io guardi, dico fino in fondo così come mi viene, nel senso che fino a quando non si arriverà all'obbligatorietà è ovvio che tutte quante le distinguo, le differenziazioni, le sottilizzazioni, è chiaro che la faranno da padrone, insomma, e quindi non se ne uscirà. Bisogna arrivare, se con la persuasione non si arriva a rendersi conto che il Green Pass è utile per poter poi andare avanti, poter rimettere il paese in moto, poter andare a scuola, per poter poi riprendere le attività, i negozi, i ristoranti, i bar, i luoghi pubblici, insomma, i cinema, i teatri. Allora, se non ci si persuade volontariamente, bisognerà appunto rendere obbligatorio. E del resto, e chiudo, non penso sia giusto nemmeno penalizzare soltanto solo quelle persone che accettano di fare il Green Pass e altri invece che proprio perché non lo sottoscrivono non permettono evidentemente anche se vuoi, al contagio, perché è dimostrato, di mollare la presa. Allora, pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. C'è un Afghanistan in fuga, un Afghanistan che si è impegnato per costruire un paese più moderno e democratico, un sogno spezzato dall'oscurantismo talebano, un Afghanistan che ha creduto di poter avere un futuro democratico e che adesso cerca rifugio in Europa. L'Italia apre le porte. A Vicenza il tavolo per la gestione dell'accoglienza dei profughi afghani è stato convocato dalla prefettura per martedì pomeriggio. È previsto un tavolo nella giornata probabilmente di martedì per capire i numeri delle persone che stanno arrivando nella provincia di Vicenza e per coordinare gli aiuti. Da questo punto di vista ci aspettiamo che il governo e la prefettura possano coordinare i servizi e in particolare reperire le risorse per sostenere poi l'aiuto ai servizi sociali dei comuni. Al tavolo convocato dalla prefettura siederanno i sindaci di 9 comuni vicentini, quelli con più di 15.000 abitanti, quindi Vicenza, Bassano, Schio, Valdagno, Arzignano, Tiene, Montecchio Maggiore e Lonigo, più Sant'Orso che con Vicenza e Valdagno è uno dei 3 comuni capofila nel sistema di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo e rifugiati. Non abbiamo ancora dati certi, potrebbero oscillare dalle 30 alle 50 persone. Questi sono i numeri di queste ultime ore, stiamo aspettando di capire per poi di conseguenza organizzare il supporto e l'aiuto. I profughi andranno poi distribuiti tra i vari comuni del Vicentino perché possano essere accolti dignitosamente. Si tratta di famiglie, uomini, donne, bambini che se rimanessero in Afghanistan metterebbero a rischio la loro vita. Sono persone che hanno aiutato i nostri militari, i nostri civili impegnati in Afghanistan e quindi va restituito il supporto e il rischio della vita che stanno correndo per rimanere lì e quindi è giusto aiutarli. Chiaramente ci devono essere delle regole chiare, ci devono essere un supporto economico da parte dello Stato e soprattutto una regia migliore rispetto all'accoglienza che abbiamo conosciuto negli anni scorsi.
Così il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, parlando del prossimo tavolo in prefettura. È una situazione speculare a tutte le province, soprattutto le province insomma, con maggiori capacità di assorbimento dell'accoglienza. Sarà così anche a Treviso. Martedì è prevista infatti un'altra riunione, stavolta a Treviso, non come quella diciamo interforze, chiamiamola così, tra prefetti a Venezia di questa settimana. Tutto questo mentre riferisce il sito di Repubblica, come sapete l'intelligence USA ha ucciso con un drone quello che sembra la mente dell'attentato ISIS a Kabul. All'aeroporto di Kabul, dice un testimone della BBC, alla BBC, uccisi molti soldati americani e c'è un'allerta massima per attacchi terroristici anche sul territorio statunitense. Vertice della sicurezza nazionale, accurati screening sui profughi in arrivo per evitare infiltrazioni terroristiche. Questo riguarda gli Stati Uniti, però certo c'è anche questo nuovo fronte che riguarda gli Stati Uniti dopo che c'è stata la rappresaglia successiva all'attentato kamikaze di Kabul con la morte anche di soldati americani. Allora ripartiamo da qui, ripartiamo dall'arrivo dei profughi afghani, ripartiamo da una gestione dell'emergenza o comunque dell'accoglienza che verso la quale i prefetti e in particolare il prefetto di Venezia, che gestisce a livello regionale la situazione, ha come dire, fatto un vero e proprio appello ai sindaci: dateci una mano, evitiamo le barricate politiche per gestire al meglio questa situazione. Ripartiamo da qui. Crea, ritieni che saranno davvero così pochi, o almeno questa è la prima tranche di persone, potrebbero arrivare in futuro, l'emergenza si chiuderà qui o si proseguirà successivamente? Ma non ho elementi per indicare quello che è un numero, se ci saranno una o più ondate. E ritengo che per quanto riguarda la gestione territoriale, ovviamente i prefetti poi conseguentemente i sindaci si faranno carico di quello che stabilirà il governo e certamente con determinate attenzioni e determinati filtri di controllo su quelli che sono i veri profughi piuttosto che eventuali schegge che potrebbero infiltrarsi, schegge intendo dire relative al famigerato Stato islamico, potrebbero inserirsi all'interno di queste ondate di profughi, va fatta. Il problema però è un problema diverso secondo me. Ed è un problema che riguarda la necessità che ancora una volta il problema dei profughi afghani, come è per altre etnie, altre situazioni territoriali che riguardano i profughi, non può essere ancora una volta una situazione che viene rovesciata quasi integralmente sull'Europa. L'Europa deve essere uno dei tra virgolette contenitori o dei canali attraverso i quali si dà ospitalità ai profughi, però diversamente da come è accaduto negli ultimi anni con riferimento ad altre ondate di profughi, c'è la necessità oggi più che mai e soprattutto per le gravissime responsabilità di questa amministrazione americana che ha disposto in maniera così imbarazzante una ritirata assolutamente irragionevole effettuata in tal modo, l'intera comunità internazionale deve farsi carico di quelli che sono i profughi e soprattutto canali di accoglienza che dovranno essere effettuati anche nei paesi democratici limitrofi rispetto al territorio afghano, che poi il problema più grosso ritengo che in questa situazione non è solamente quello dei profughi oppure dell'aumento del rischio del terrorismo, ma il vero problema è un problema geopolitico di quello che succederà in quell'area, nell'area afghana e soprattutto nel vicino Pakistan che ha 200 milioni di abitanti, oltre che all'azione coloniale dal punto di vista economico della Cina, che dopo aver in questo senso tra virgolette colonizzato gran parte del territorio africano, certamente avrà molto interesse anche di mettere le mani e i piedi nel territorio afghano, che è uno dei territori di passaggio del
della strada della seta, oltre che essere un territorio ricchissimo di risorse minerarie. Grigoletto, partiamo dall'accoglienza nel nostro territorio, poi ci allarghiamo magari anche sul futuro di quel paese, una scacchiera importantissima a livello internazionale. Partiamo dal territorio. Arrivano questi profughi, ovviamente sono numeri molto ridotti, dovrebbero essere una decina che verranno sistemati, a quanto si è capito, in un'ala dell'ex caserma Serena. Dovessero arrivare però altri poi più avanti, perché è chiaro che l'evacuazione non è finita, lo diceva anche il ministro degli esteri Di Maio, ci sono ancora molte persone che cercano di sfuggire. Il problema è che il cordone, diciamo, il corridoio umanitario con gli aerei militari italiani si è chiuso, perché di fatto ieri l'ultimo C-130 è partito da Kabul e l'Italia dopo 20 anni ha lasciato di fatto il territorio di Kabul. Ci sarà bisogno probabilmente in futuro anche di altro, e qui i prefetti si sono ovviamente appellati ai sindaci che però chiedono di non restare soli. Lei è stato parte anche di un'amministrazione da vice sindaco, quindi queste cose le conosce bene. Ci si sente soli spesso di fronte a queste gestioni emergenziali? Beh, sì, assolutamente sì, ci si sente soli e anche e soprattutto ci si sente sotto attacco, perché evidentemente non tutti quanti condividono certe scelte politiche, vengono derubricate spesso anche a scelte ideologiche di parte, e di conseguenza in questo caso non dovrebbe esserci problemi nemmeno da parte della Lega, perché questi sono rifugiati politici, e quindi auspico davvero che non ci sia questo tipo di pregiudizio mentale. Detto questo, io devo anche dire di aver apprezzato il sindaco di Treviso, che su questo insomma ha detto da subito qual è la sua intenzione, qual è la sua posizione rispetto all'accoglienza, andando forse anche contro ad altri esponenti del suo movimento. Quindi solidarietà e sostegno assolutamente al sindaco di Treviso, ma anche gli altri sindaci che su questo fronte sono impegnati, che sicuramente, come lei ricordava, non devono sentirsi soli. Pertanto penso anche che per quanto insomma ridotto possa essere il contributo, anche le opposizioni su questo devono far quadrato intorno alle scelte di una amministrazione, che sono sempre scelte difficili. Sono convinto come lei che comunque non basterà, e che più avanti ci sarà bisogno sicuramente di altro, quindi è bene su questo prepararci, perché sì, ci aspettano tempi purtroppo non migliori, ma decisamente peggiori. Il posto, l'Afghanistan, il futuro dell'Afghanistan è difficile, ne abbiamo parlato anche all'inizio della nostra trasmissione con il senatore Ferrazzi. Si dovrà scendere a compromessi con il governo talebano, lo si deve isolare. Adesso peraltro l'attacco kamikaze dell'ISIS è una spina nella guerra dei talebani, perché è uno scontro tra talebani e terroristi dell'ISIS. La polveriera si è accesa. Che fare di questa nazione con un vuoto di potere ormai acclarato, o meglio, c'è un potere ma è dittatoriale, insomma il potere democratico non c'è. Cosa deve fare la comunità internazionale? Come si deve muovere e come si è mosso fino adesso il governo, secondo lei? Ma allora, io penso che, a differenza dell'avvocato Crea, credo che sia un problema anche europeo. Il problema è che questa Europa non riesce ad affrontarlo, e qui c'è un anello debole di tutta la situazione che si è creata in Afghanistan, nel senso che con il ritiro dell'America di fatto non c'era nessuno che potesse da un lato persuadere l'America a non farlo e continuare, dall'altro in qualche modo garantire una presenza perché i talebani non riprendessero il potere, e perché appunto non si creasse adesso addirittura lo scontro con l'altra fazione. Ora il problema è quello dell'Europa, all'Europa non si crede, del resto il sovranismo imperante anche nel nostro paese sta andando in questa direzione e impedisce che si creino gli Stati Uniti d'Europa, perché quella è davvero, come dicevo prima, l'anello mancante e il punto debole. Io auspico davvero che ci si possa in qualche modo incontrare e trovare delle modalità
modalità di lavoro, di collaborazione, perché il problema del terrorismo è un problema che adesso è scoppiato, c'è poco da fare. Non è che cosa ci si aspettava? Cosa ci si aspettava con il ritiro dell'America e con il potere preso dai talebani? Cosa ci si aspettava? Che non riaffiorassero minacce di terrorismo su tutto il piano mondiale, devo dire. Quindi siamo tutti più deboli e vulnerabili, e c'è bisogno di un intervento davvero di tutti, ecco. Quindi da un lato è vero, io posso concordare e anch'io avere delle perplessità sulla decisione dell'America di Biden, anzi per la verità dell'America di Trump, per la verità, perché è lui che poi ha fatto quegli accordi di ritiro, quindi posso essere perplesso anch'io. Dall'altro lato però devo anche dire che non si può sempre dire agli altri ma è colpa tua perché ti ritiri, quando gli altri paesi insomma se ne stanno a guardare e non fanno nulla. E quindi è vero quello che dice lei, c'è proprio bisogno di un lavoro su più fronti e da parte di tutti quanti gli stati. Crea, chiudiamo con lei, c'è bisogno di realpolitik, di scendere anche a patti con i talebani pur di evitare la catastrofe, oppure come dire, l'etica deve essere superiore alla realpolitik in questo caso, ben conoscendo poi le mire di Cina e Russia sul territorio afghano, oppure davvero non si può venire a patti con questo regime? No, allora in questo momento bisognerà venire a patti perché c'è stato un abbandono del territorio e di questa popolazione. Ad onor del vero è necessario evidenziare che il primo che firmò l'accordo per il ritiro dall'Afghanistan non fu Trump, perché ha ratificato gli accordi di Doha Trump nel febbraio 2020, ma chi ha firmato per la prima volta l'accordo di ritiro nel 2015 era il buon Obama. Quindi c'è quasi un fil rouge nella conduzione di questa politica estera da parte del Partito Democratico statunitense. Al di là di questo, io non sono tra quelli che ritengono che si sarebbe dovuto occupare il territorio afghano per il resto della storia. Ritengo che il passaggio democratico era stato effettuato, quindi dissento anch'io da quello che qualche giorno fa ha detto il Rico Letta del Partito Democratico, che la democrazia non si può imporre con la guerra. In Afghanistan cosa ci stavamo a fare per 20 anni? L'Afghanistan, così come altri territori che vivono di dittatura, hanno l'ambizione, le popolazioni ovviamente, di non rimanere in regimi dittatoriali, per cui è assolutamente fuori da ogni contesto, ogni ragionevolezza la dichiarazione di Letta. Non si impone con la guerra la democrazia, ma si impone con la guerra l'eliminazione della dittatura, che è la prima strada della democrazia. Qual è il futuro? Il futuro oggi bisogna inevitabilmente, in un certo senso, quantomeno per salvare ciò che è salvabile in Afghanistan, scendere a determinati compromessi, perché questa è una situazione che oggi stiamo vivendo. Il problema è che la comunità internazionale, quindi forse mi sono spiegato male prima, non è che l'Europa non abbia interesse sull'Afghanistan, ha un grosso interesse sull'Afghanistan, ma c'è la necessità che l'Europa non sia l'ammortizzatore della problematica afghana come è successo per altri territori, ma sia solo una parte di quelli che sono tutti i paesi della comunità internazionale. Ma dico anche questo, che è ora di finirla di agire dal punto di vista internazionale con determinati accordi di non disturbo, e mi riferisco anche a quella che è la pandemia, nei confronti della Cina. Perché la Repubblica dittatoriale cinese è quella che si chiama fuori da ogni schema di gestione internazionale di gravi problematiche, come quella di gestione di determinati territori, salvo poi arrivare nel momento in cui l'Occidente è costretto a lasciare, per prendersi tutto gratis, tutto quello che rimane sul territorio. Quindi c'è la necessità che la comunità internazionale ponga nei confronti della Cina determinati paletti. Avrebbe avuto un'occasione
con riferimento allo scoppio della pandemia, come si è visto, tutti i governi di centrosinistra della nostra vecchia Europa hanno pensato bene di evitare qualsiasi scontro con il dittatore cinese. Voleva chiudere Grigoletto, ma davvero 30 secondi su questo, sulla Cina? No, beh, si sarebbe chiaramente da discutere a lungo su certo. le cose da replicare, che Fabio Crea sarebbe più cauto, insomma, nell'addossare proprio responsabilità a tutti quanti i governi del centro-sinistra europeo. Comunque ci saranno altre occasioni sicuramente per approfondire la questione. E allora lo faremo la prossima volta. Vi ringrazio, grazie Roberto Grigoletto, grazie a Fabio Crea. C'è la pubblicità di nuovo e noi ci rivediamo questa sera alle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Arrivederci.